Zerbin, subito Zerbin, la nuova sigla. Tutti pronti? Madonna Non ci voleva Madonna Carmen, aiutaci tu. Io ci avevo visto lungo, ragazzi, mentre preparavo la sigla ci avevo visto lungo e me ne dovete dare atto perché wow. Allora, raccogliamo un attimo le idee. È stato uno dei primi tempi più brutti che abbia mai visto in vita mia. Che state chiamando? Lo Zan? E il Ciuchi, dai. Io dovrei rifarli tutti questi del Nightbot. Ci serve il tuo apporto. Ci serviva il suo apporto probabilmente. Ci sono tanti discorsi da fare. A partire da Zerbin, ovviamente non è il ragazzo, non ci sarebbe nemmeno bisogno di dirlo. Ma è chiaro che tutti si chiedono che mi significa Zerbin là, è perché avevi paura di perderla? Cioè metti comunque uno che è un po' più difensivo, che nella sua vita ha fatto anche il terzino adattandosi, avevi paura di perderla mettendo Lindstrom? Questa è una delle prime cose che ti devi chiedere, quindi ti devi chiedere Garcia, ti devi chiedere il mercato, ti devi chiedere se si poteva fare meglio, se si poteva fare più presto, perché si poteva fare con gli stessi giocatori ma si poteva fare più presto. Ti puoi chiedere tutta una serie di cose e ti devi chiedere anche di quelli che sono potenzialmente i titolari, perché sono gli stessi dell'anno scorso, se questi giocatori possono dare qualcosa di più. E sono discorsi che mi suonano familiari perché li abbiamo già fatti in passato, me li ricordo benissimo con Ancelotti, con Gattuso, me li ricordo che davamo sempre il 33, di chi è la colpa? 33, sempre così. E poi quello che vuole dare un po' più di colpa alla società dice 34, un po' più di colpa all'allenatore dice 34 e dai colpa a un giocatore che non ti piace e dici 34. Però mamma mia, l'abbiamo presa per il rotto della cuffia e questa è la cosa positiva, l'unica cosa positiva di oggi. E voi mi aiuterete a trovarne di cose positive. Cosa positiva? I like vostri. Avanti. Dove stanno i like vostri? Gittato là con coppo quadro. Voi l'avete vista la vena? Io non ho visto tanta vena. Ho visto un casino. Mamma mia, caccia combinata. I like. Si è rotto tutto. Vabbè, dobbiamo metterla ad asciugare. I like vostri, forza. Tanto non credo che avrò bisogno di Umberto. Dopo 4 partite stiamo giocando, non lo so se mo non funziona il coso, dovrebbe comparire Diego. Compare eccolo qua. Dopo 4 partite stiamo giocando peggio ogni volta che scendiamo. Adesso ADL ci deve far sentire e deve stare vicino alla squadra. Giocatori sono campione. I giocatori dovrebbero essere campioni d'Italia e dovrebbero dimostrare per questo io ci metto anche i giocatori in mezzo. Io mi rendo conto, grazie mille Umberto, io mi rendo conto che la maggior parte di voi, e mi ci metto insieme a voi, perché Garcia, io ve l'ho detto, non ero convintissimo, poi qualcosa mi era piaciuto nell'atteggiamento, non mi è piaciuta l'ultima conferenza, tutti devono stare in discussione. È proprio il tutt'apposter che va evitato, secondo me, alla grande, il giustificare, il dire vabbè, ma alla fine tutto a posto, se vinciamo questa teniamo più punti dell'anno scorso. Questo è stato il male vero, giustificare tutto, non capire i campanelli di allarme e quindi dire tutto.
compreso Garcia, però vedi, i giocatori sono cambiati, nel senso l'atteggiamento di Anghissà, alcuni giocatori che mi sembrano, Mario Rui, mi sembravano un po' indolenti, un po' superficiali, un po' presuntuosi in campo, non li vedevo con quella cosa a dire mi devo aggredire questo avversario perché non c'è tempo, perché si chiuderanno e bisogna far gol al più presto. Questo non l'ho visto. Poi ovviamente tecnicamente tu ti devi andare a prendere le tue certezze a livello tattico e far meglio, e far molto meglio. Allora io vi abbraccio, grazie Umberto, un abbraccio a tutti, siamo già in 500 e sicuramente sono numeri, noi facciamo numeri pazzeschi, il Napoli vediamo. Mi raccomando, con i like ci devono stare 500 like, cominciamo a leggere qualche messaggio. Il recupero palla feroce di Spalletti non c'è, perché non c'è più Spalletti, ma ringrazio Valentino Siano. Cose positive: abbiamo finalmente smesso di parlare della Lazio e abbiamo un punto in meno dell'anno scorso. Ecco, come cose positive, nel senso è solo un punto in meno rispetto all'anno scorso, dici tu. E capisco, 250 like, grazie Polli. Grazie mille a tutti, ma 250 like fanno ridere? Voi vi dovete ricordare, gli amici Bellini lo sanno e che li hanno già messi, ma i like non vanno di pari passo con cosa fa la squadra, vanno di pari passo con la nostra community. Quindi solo un punto in meno rispetto all'anno scorso, però come si stavano comportando le altre? Perché io vedo un Inter schiacciasassi, adesso ci sono stati questi 2 scontri diretti importantissimi e onestamente l'Inter fa paura, l'Inter fa impressione e ha annientato il Milan. La Juventus ha fatto un sobboccone della Lazio e non c'era dubbio, e purtroppo non si può rivalutare la sconfitta con la Lazio, non si può rivalutare, dire la Lazio, mamma mia però che forma che ha ritrovato, assolutamente no, tutti sfilacciati, li abbiamo visti, quindi perdere contro questa Lazio non è un bene, non è una cosa giustificabile. Colpa nostra più che meriti della Lazio, colpa nostra alla grande. Di conseguenza stringiamoci a nozze. Mi piacerebbe Antonio Conte prende tipo 15 milioni all'anno, gliene devi dare perlomeno 7, ma dove vai? Più quelli che devi dare a Garcia. Non, ragazzi, non facciamo ipotesi fantasiose che poi ci rimanete male. Dobbiamo tenerci Garcia fino alla fine dell'anno. Non credo, a meno che De Laurentiis non si renda conto che non va bene proprio niente. Io non credo che si licenzierà l'allenatore, si darà tempo, perché poi De Laurentiis si dirà sempre visto Spalletti il primo anno pure ha fatto così e così, e vedi poi è arrivato lo scudetto, si darà tempo, e io da un certo punto di vista sono anche d'accordo a dare un po' di tempo, però non dobbiamo avere velleità di scudetto, cerchiamo di capirci. Io questa ve l'avevo dichiarata, questa partita è dentro o fuori. Se non vinci con il Genoa non ti affacciare proprio, non puoi competere per lo scudetto, perché con le piccole che non devi mai perdere. Io posso capire steccare con la Lazio, la partita storta, un'altra partita, ti sei già giocato 2 partite storte troppo presto fuori dalla lotta a scudetto. Dobbiamo essere onesti, non possiamo dire la solita favoletta che però è ancora lungo, capita. No. È il modo in cui il Napoli anche si presenta in campo. Poi la cosa positiva è che i 2 gol li hai fatti in recupero, però hai preso 2 gol in faccia di una squadra che è ultima per tiro in porta. Il Genoa è ultimo per tiro in porta, quindi attenzione, non parliamo più di scudetto. Se parliamo di entrare tra i primi 4, se De Laurentiis si rende conto che stiamo uscendo dalle prime 4 posizioni, qualcosa succederà, perché là sono soldi veri, che sono in gioco soldi veri. Scudetto interessa relativamente, e lo sappiamo, guardiamoci nell'animo, interessa relativamente. Garcia mi deve spiegare Kvara Zerbin e perché non mettere Simeone quando il Genoa era praticamente sparito dal campo. Ovviamente Massimo questo glielo chiederanno in conferenza. Voi mi terrete aggiornato con la conferenza, perché noi facciamo tutto alla velocità della luce. C'è la reaction subito postata, andiamo subito live e voi sapete come funziona. Frank Ross,
Ciao Valerio, tu l'avevi detto che Garzia non ti convinceva, ora capiamo perché, ma ci ricordi come mai non eri convinto? Amico mio, e te lo ricordo, prima di tutto ti ringrazio. Non ero convinto perché era un po' uscito dai radar dei campionati che contano. Quando vai ad allenare in Arabia non è l'esonero in Arabia che non mi convinceva, è che andando ad allenare in Arabia non è un'Arabia che tu dici piena di campioni come adesso, stavi andando a una cosa tipo la fine di un tramonto, di una carriera che hai fatto, ti sei tolto delle soddisfazioni. Mi sembrava un po' a fine ciclo, onestamente, Garzia, nonostante non sia anziano, però mi sembrava un po' a fine ciclo, fuori dal giro delle squadre importanti in questo calcio che comunque è cambiato nel tempo, e quindi, dato che mi stavo affezionando ad altri tipi di nomi, avevo accarizzato l'ipotesi Luis Enrique, che poi non è detto che vada meglio perché anche lui sta avendo problemi a PSG, e mi ero studiato Galtier come allenatore e come personaggio, poi sta avendo dei problemi anche lui, quindi non era facile prendere l'eredità di Spalletti, assolutamente. Io preferisco un allenatore che abbia esperienza e che quindi sia credibile con i giocatori. Contemporaneamente i giocatori devono ritenerlo credibile, deve essere bravo Garzia a risultare credibile. Questi giocatori, tutto il gruppo, viene da un'esperienza vincente con Spalletti. Se Garzia gli dice delle cose e queste cose non si trasferiscono in partita, cioè i giocatori non vedono, Garzia gli dice per esempio non ti preoccupare, marca a uomo sui calci d'angolo ed andrà tutto a posto. I giocatori prendono un gol marcando a uomo, uno ti scappa e non riesci a recuperarlo, scatta automaticamente nei giocatori quella cosa e dici ma Vovregakis non è bravo come Spalletti e mi devo fidare di quello che dice. C'è il rischio di fare mezzo e mezzo, e il mezzo e mezzo che secondo me è pericolosissimo, perché cerchi di fare un pochino quello che ti chiede il nuovo allenatore, c'hai dei ricordi di quello che ti chiedeva il vecchio allenatore che ti ha fatto andare tutto bene, e quindi fai il mezzo e mezzo che secondo me è dannosissimo, è dannosissimo. Vi ringrazio tutti, siete tantissimi, ovviamente c'è curiosità, ci saranno sicuramente anche dei lurcatori, quindi voi combattete i lurkers che praticamente vengono qua per godere dei nostri affanni, perché non parliamo di disgrazie, ma sono affanni, sono dispiaceri. E quindi andiamo a vedere chi ha scelto Garzia, non ha sostituito adeguatamente Kim, non ha rafforzato una squadra che poteva subire una flessione dopo un anno straordinario, avrà qualche responsabilità? Sicuramente lo avrà, Giovanni. Io ho detto questo della decisione di ADL di essere uomo solo al comando, perché sei uomo solo al comando, stai prendendo delle decisioni rischiose, se ti va tutto bene diventi l'eroe e ti puoi costruire da solo la statua a Piazza Nazionale, perché praticamente dici io anche senza spalle, ma cosa serve giunto? Io li vedo, i talenti li vedo io, ho imparato tutto, non ho bisogno di Spalletti, non ho bisogno di cui, scelgo io. Ti stai prendendo un grosso rischio, e questo l'abbiamo detto. Non avevo giudicato, dice hai fatto malissimo, ho detto ti stai prendendo un grosso rischio, e il rischio in questo momento lo stanno notando un pochino tutti, sotto questo punto di vista non c'è dubbio. Sì, Giuliano, possiamo anche fare gli audio. 350 sono ancora pochini, siamo 730 in live, cerchiamo di fare tutto. Vuoi la spiegazione del campo che ora Zervin? I ragazzi devono capire, lo so, l'ho detto a inizio live, sad boy, l'ho detto a inizio live, è la paura che se metti Lindstrom o Simeone lo prendi il terzo gol, hai comunicato probabilmente un po' di paura, non hai comunicato coraggio, e quindi senza dietrologia sono d'accordo con te. Cerchiamo di stare sul pezzo anche con i vocali, apro tutto quello che devo aprire, andiamo a vedere vocali live, per esempio pigliamone uno al volo, così facciamo, mentre voi lasciate i like, facciamo le cose con una velocità incredibile. La cosa tattica di cui nessuno ha parlato neanche in telecronaca è stata la posizione secondo me di Anghissà e Zielinski, sì, che questa volta non svariavano, ma
erano invertiti, quindi Zielinski a destra e Anghissà a sinistra per tutto il primo tempo oppure parte del secondo, che secondo me hanno completamente inceppato le corsie laterali, le catene che non funzionavano più. E infatti Elmas 0, Kvara 0. Quando poi siamo passati a 2 qualcosina si è visto dagli esterni, però per questo fatto di invertire quei due che hanno sempre giocato uno a destra e uno a sinistra, per me inspiegabile. Allora, Ivan, spunto molto interessante. Quello che ho notato di Anghissà, soprattutto nel primo tempo, è che era più avanti di Zielinski. Ora, al di là di destra e sinistra, che alle volte Anghissà lo faceva anche l'anno scorso, di sovrapporsi a sinistra, lasciando quindi il lato debole più libero per dare spazio a Di Lorenzo di inserirsi, e quindi si costruiva dalla sinistra con Kvara, Mario Rui, Zielinski e anche Anghissà, e si lasciava il lato debole più libero. Quello che più che questo, che alle volte si faceva e si faceva anche bene, ho notato Anghissà più avanti nella fase difensiva quando il Genoa aveva la palla. Perché? Perché secondo me c'erano delle marcature a uomo, c'era una cosa un pochino diversa a livello tattico che andrà rivista bene. Io devo studiarmi bene le hit map, le posizioni medie, proprio per capire, perché secondo me c'erano delle marcature a uomo, e quindi Anghissà, se il loro avversario, credo fosse Subatelli, si muoveva andando così, si portava Anghissà appresso, e quindi praticamente a scalare tutti gli altri dovevano seguire gli uomini. Questa storia a uomo è una cosa molto nuova per il Napoli e non so quanto possa funzionare. Idem per quanto riguarda le palle inattive, perché stiamo vedendo marcature a uomo lì. Devo capire se sono ancora miste, devo capire perché ho visto a un certo punto nel secondo tempo una marcatura dove Di Lorenzo è su Retegui, però c'era, mi pare, Strootman che si inseriva tra i due, e quindi a quel punto la marcatura a uomo deve esserci qualcuno pure su Strootman. Quindi questo secondo me è una domanda interessante da fare a Garzia sulle marcature a uomo. E Francesco Totti, Tore Palanga, che ci dice e ci diceva: si riparte da tattiche completamente nuove, e infatti questa può essere una delle cose, cioè andrebbero chieste proprio, ma proprio spassionatamente, senza nemmeno la vena polemica, proprio con la curiosità di capire cosa stai studiando, che cosa stiamo cercando di fare che non sta ancora funzionando. C'è margine di poterlo fare meglio se diamo un po' di tempo ai ragazzi di abituarsi, oppure sono idee cattive che non possono pure non funzionare. Poi tu puoi avere anche delle idee ottime, ma poi sul campo non si trasferiscono in una cosa positiva. Questo c'è tutto ovviamente da vedere. C'è tutto da vedere. C'è un mamma mia. Renato, oggi ho visto una squadra che non era in campo, 0 idee, 0 gioco, specialmente 0 tiri, che poi il Napoli era quella là col record di tiri. Presto per dire Garcia out, ma si deve svegliare. Sono d'accordissimo con questo messaggio. Fatemi vedere se sono già usciti gli XG, così vi tengo aggiornati. Ecco qua, mamma mia. Aiù, merita, è indubbio. Nel frattempo ringrazio pure Paco Leandro. È indubbio che il Napoli l'ha presa per i capelli. Adesso vi faccio vedere e non c'è alcun dubbio. Grazie Paco, grazie mille per il supporto. Non so, c'è un tripudio di Garcia out, però dobbiamo andare con calma. Allora, guardate qua. Il Genoa ha creato più di noi, ragazzi. Gli abbiamo fatto fare un XG che se lo sognano. Se lo sognerebbero. Il Napoli doveva fare quel mezzo gol, lo doveva fare uno, ma perché poi quello di Politano, perché era abbastanza vicino e poco marcato, per questo risulta un XG alto, ma non era un gol facile. E poi il gol di Raspadori non era facile, quindi abbiamo creato pochissimi presupposti. Io non ricordo grandi parate. Se tu devi effettivamente ricordare il primo tempo con la Lazio, noi ci ricordiamo delle belle parate di Provedel, di questo Martinez, di questo portiere del Genoa, ricordo delle uscite a valanga
dove con coraggio, se arriva un cross, salgo io, ho le mani, sono più alto e ti tolgo da mezzo, ma non ho visto inquadrare la porta, non ho visto creare dei presupposti. Questa è la cosa più preoccupante, che con la Lazio perlomeno nel primo tempo uno aveva da recriminare, dice caspita, stiamo dominando, dobbiamo vedere meglio la porta, però è un Napoli riconoscibile. Oggi male. E poi nel secondo tempo c'è stata quella roba della disperazione, però male. Giuliano, io voglio leggerti il messaggio, ma 2 minuti sono troppo lunghi, deve essere intorno ai 30 secondi perché altrimenti si perde il ritmo nella trasmissione, non posso stare 2 minuti così. Cerca di capirmi, rifallo e te lo leggiamo. Azzurro dentro, un giorno ricorderemo qualche parata di Meret, giochiamo senza portiere da 3 anni, nessuno se ne è accorto. Azzurro dentro, io per quanto riguarda Meret, poi la parata l'ha fatta pure, ora su quel tiro dalla distanza di Retegui, però sono le uscite, ecco le uscite di cui vi parlavo di Martinez, e io ne parlo in reaction. La reaction è sempre importante che ve la guardiate, ragazzi, perché in reaction uno può avere anche delle idee sbagliate a caldo, però quello che si vede immediatamente lo dice, poi quando ne parli dopo qualcosa la puoi dimenticare. Meret una parata la fa, però non ti dà quella sensazione di sicurezza. Palla alta, lenta, è sua, non mi sfiacchi, non devo io Mario Rui piccolino cercare di fare un intervento alla disperata, no, c'è Meret, alza le mani Guantoni ed è tu. Quindi questo puoi essere innamorato di Meret, puoi essere innamorato di Gollini, puoi essere rimpiangere Iezzo, De Santis e Reina, non si può dire che Meret ti dà quella sicurezza nelle uscite. Paco, hai ragione. Qua lui l'ha fatta grossa. L'ha fatta grossa Garcia. L'ha fatta grossa a livello comunicativo. Io non posso aspettarmi una cosa del genere. Non puoi dire, deve essere una bugia. Dopo Guido ci raggiunge e io a Guido ho chiesto, la prima cosa che gli ho detto era di mattina presto, perché le conferenze le fanno alle mie 6 del mattino, e sento Garcia e dico forse sto ancora dormendo. Non può aver risposto così, perché un professionista non può rispondere così, e quindi io l'ho detto a Guido, e Guido ha detto forse ha mentito, e io voglio sperarlo, perché il calcio è bugia, esiste anche questa cosa qua magari, però non ho capito, e questo me l'ha insegnato Guido, se io mento qual è la mia domanda successiva, è qual è il vantaggio che ho nel mentire, nel dire non me le posso guardare, non ho il tempo di guardarmi tutte le partite dei miei giocatori, una cosa gravissima, quello è il tuo lavoro, solo questo devi fare, devi lavorare sulle partite che verranno, ma devi anche farti dire, non te le devi guardare per forza tu, ma devi avere dei collaboratori al libro paga che se le guardano, ognuno si guarda un giocatore e ti riporta, questo sta in grande forma, deve giocare per forza. Non c'è dubbio, te la devi guardare. Quindi quella cosa là non l'ho capita, magari stava mentendo, non ho capito perché mentire su questo, qual è il tuo vantaggio, questo non l'ho capito. E recupero anche il messaggio di Alessandro che dice fuori classe come Kvara, fuori nel clutch time. Qui ragazzi c'è un'altra situazione da analizzare. C'è il pensiero inevitabile alla partita di Champions. Bisogna chiedere, e Garcia è stato abbastanza chiaro in conferenza, ha detto si pensa solo al Genoa, non dobbiamo pensare alla partita successiva, e questo è quello che lui deve comunicare ai ragazzi, che nessuno deve avere il pensiero mi mantengo un po' perché poi magari valgo di più in Champions, performo meglio in Champions perché mi devo far vedere da quelli della Champions, perché fanno piacere i premi della FIFA, le nomination, eccetera eccetera. Togliamo da mezzo questa cosa qua. Però un allenatore, io credo che inconsciamente o consciamente, quando la partita ti sta sfuggendo di mano, tu pensi pure vediamo di non farli infortunare, vediamo di togliergli qualche minutino a quelli che poi mi servono, che devono partire nella partita di Champions, anche perché, e c'è anche Kvara che bacia
Il geniale Alberto, un saluto agli amici Zerbini. Voi siete la mia salvezza. La community è la mia salvezza. Grazie Alberto. Il discorso da chiedere, da approfondire, dove là si mentirà per la gola. Cosa ti ha chiesto ADL? Ti ha chiesto, perché ADL non ha più parlato il 12 agosto, quando ci doveva dire quali erano gli obiettivi di questa squadra. Mosca, zitti e muti, non ce l'ha detto. La volontà è di andare avanti, più avanti possibile in Champions, perché vuoi andare fino in semifinale, perché ti sei reso conto che arrivare ai quarti cosa ti porta a livello economico, che è meglio andare in semifinale e non vincere lo scudetto, piuttosto ormai lo scudetto te lo sei tolto, lo sfizio non può essere pure che non ti interessa più di tanto rivincerlo, è uno sfizio nostro fare la storia di 2 scudetti consecutivi, cosa mai avvenuta per quanto ci riguarda. Può essere pure che abbia detto così a Garcia: guarda, tu in campionato se arrivi tra le prime 4 hai fatto alla grande, nessuno ti verrà a dire niente, a rompere i coglioni perché non vinci lo scudetto, arriva tra le prime 4 e siamo a posto. Quelle 3 davanti, il Milan ha fatto bene, l'Inter ha fatto molto bene sul mercato, la Juventus quest'anno senza coppe riesce ad arrivare quarto davanti alla Lazio, all'Atalanta e alla Roma. E si saranno anche detti: sì, presidente, non ti preoccupare, con questi giocatori si arriva quarti tranquillamente, però fai molto bene in Champions, non esiste proprio, dobbiamo superare i gironi perché poi c'è il mondialito, eccetera eccetera. Quindi questo è quanto nelle mie immaginarie fantasie. Zerbin per Kvara: non dormirò la notte, ci dice Nicola, e quindi io ringrazio tutti per il supporto e recupero un po' di vocali. Sono scoppiati tutti i vocali. Allora fammi recuperare questo di Giuliano. Al di là delle questioni tattiche e tecniche, io non penso che come dite voi la colpa sia soltanto di uno o dell'altro, però ragazzi, perdonatemi, magari sarò io limitato, per me Garcia non è arte sua, perché non fai dei cambi del genere. Anghissà, che ha un atteggiamento che viene sostituito e cammina, gli dai il 5, cioè se fosse stato Spalletti avrebbe dato almeno uno scoppone dietro la testa. Là si vede la verve del vero allenatore che dice: o mi segui o marcisci in panchina, cioè è l'atteggiamento. Osimhen che non fa un tiro in porta, cioè voglio dire, secondo me prima lo cacciano meglio è. Buonasera amici bellini. Vedi, poi arriva Fabio. Qua poi partono a raffica i vocali e devo gestirli bene. Parliamo però anche delle cose positive, delle tante cose positive. Zielinski e poi basta. Abbiamo perso la prima finale, ma queste finali. Allora, Kvara che reagisce all'entrata di Zerbin. Vero che non è sembrato contento, ovviamente. 0 tiri nel primo tempo, assurdo. Elmas, nuovo giocatore dell'Italia. Garcia ha bisogno di tempo, ma vale un Gattuso, magari si scherza, forse a me manca. Tu torni indietro, ovviamente ognuno poi ha le sue preferenze. Io sto leggo intorno sui social, su tutte le cose, insomma, chi dice Ancelotti 2.0, chi dice mi ricorda il Napoli di Gattuso, ognuno ha nella sua memoria impresso un Napoli che non gli piace, e ovviamente vedendo questo che non ci piace facciamo i nostri paragoni. Io ho visto il primo tempo tanto giro palla sterile, di quello proprio che non ti porta a nulla, e questo era tutto il contrario di quello che ci dicevano di Garcia: essere ancora più verticale, essere ancora più diretto verso la porta. Lobotka non è più al centro del gioco, non toccherà più palloni. Quando mai? Guardatele bene le partite, leggete i numeri. Si scavalca, e ha fatto tutto il contrario, non ha scavalcato mai, non c'è stato mai un lancio diretto verso Osi nel primo tempo, dove tu fai il lancio, loro stanno dietro, aggredisci, perché quello che sta mancando è la riaggressione, ragazzi. Io insisto, quello che ho visto contro la Lazio, la riaggressione quando perdi palla, è lì che eravamo feroci e che quest'anno non vedo. Senza voglia. Garcia out. Valerio, buonasera. Dati alla mano, primo tempo 0 tiri, cambio Zerbin Kvara, Lindstrom. Sto Garcia deve andarsi, sarà ben giocato, quasi perfetto. Che ne pensi? Ne stiamo parlando, amico mio. Lobotka chissà, trequartisti, 0 triangolazioni, squadra sfilacciata, larghissima, Osi solo in mezzo a 3 difensori, ha rotto il giocattolo con questo contropiede veloce.
Quale contropiede? Non lo stiamo facendo il contropiede veloce, il possesso palla è comunque nostro. Sera Valerio, secondo me si è molto regredito sul tiro che a caso del corner torna indietro e non avanza. Di chi stai parlando? Per chiudere lo Spezia il secondo non prende palla, c'è un rigore su Osimhen al 30° minuto. Non me la sento proprio di parlare di arbitri, eh? Non me la sento proprio. Poi ci sono delle cose dubbiette, ma non me la sento proprio di parlare di arbitraggio, perché secondo me fu uno degli errori della gestione di Ancelotti, perché era evidente, era fatto alla luce del sole che veramente non ci davano cose evidentissime. Quest'anno parliamo di cose dubbie che si possono gestire o no. Nel periodo di Ancelotti facevano cose veramente indecorose contro di noi, e quello fu un po' un alibi, e una delle cose che ricordate con Spalletti, vi dicevo: Spalletti, però bene non cercare alibi, ma fessi no. Diciamo, soprattutto quando vinciamo, diciamo le cose. Spalletti ha cercato con tutte le sue forze di cambiare una mentalità, di non trovare mai una scusa, di trovare sempre una soluzione, e questo secondo me, se vogliamo conservare il tesoro di quel percorso, dobbiamo conservarcelo, quindi parlare sempre meno di cose arbitrali e trovare dentro di noi i problemi di questa squadra che possono risolversi, perché i giocatori quelli sono, però contemporaneamente teniamo presente come possibilità che l'anno scorso hanno ultra overperformato, ed è difficile che anche quelli che ci sembravano indistruttibili, Di Lorenzo, Lobotka, Anghissà, Zielinski, Kvara, possano fare un'altra stagione a quei livelli per tutto l'anno. Perché è difficile? Perché ovviamente sono andati oltre, merito dell'allenatore, merito di loro stessi, sono andati oltre quello che è uno standard del loro giocare abituale. Quindi dobbiamo essere molto sereni nel giudizio poi di questi giocatori. Quello è un cyborg, quello è fortissimo, quello è il miglior top player, quello è il miglior giocatore del mondo, ce li abbiamo solo noi! E invece probabilmente erano giocatori forti, che non sono diventati dei brocchi, che però stavano dando oltre le loro possibilità. E capitava anche con Sarri. No, Perry asks, Perry chiede se Garcia rischia di essere licenziato se il Napoli dovesse perdere contro il Braga. I don't think so. Non credo che Garcia stia rischiando. Non è alla De Laurentiis. De Laurentiis is not that kind of president that after a couple of losses he fires his coach. Non è il suo atteggiamento. Cerca sempre di mantenere, di aspettare e di capire se si può gestire e migliorare. Anche perché sarebbe proprio una sconfitta con se stesso. L'ho scelto io, il migliore che esiste, mi è piaciuto tantissimo. Se lo fai fuori subito vuol dire proprio ho fatto una scelta sbagliata. De Laurentiis prima di fare questo tiene in mano. Allora, siete tantissimi e non voglio leggere sempre gli stessi, voglio leggere dei nomi diversi. Questi lanci lunghi nel calcio moderno sono inutili, vai solo a perdere la palla, permesso che non sia aggiornato stando in Arabia. Sì, Matt, ok, ma ci sono vari modi di affrontare, di essere col 4-3-3. E col giro palla non hai risolto niente, e con i lanci lunghi sono inutili, in qualche modo ci devi arrivare. Non hai dei giocatori che prendono il pallone e ti dribblano tutta la squadra. Kvara c'ha il dribbling, ma quante volte può superare? 2 o 3 volte l'ha fatto anche oggi, però poi si devono muovere i giocatori intorno a lui, altrimenti non ti puoi affidare semplicemente all'estero di uno, devi arrivarci con un sistema di gioco. Quindi che non si sia aggiornato, dobbiamo valutarlo. I lanci lunghi in questo caso non li ho visti tanto nel primo tempo, nel secondo tempo sfilacciati, quindi era difficile anche, là c'era forza della disperazione, perché si è cambiato poi modulo, perché quando entra Raspadori si passa a due con Zielinski e Lobotka prima, e poi con Cajuste e Zielinski a 2 a centrocampo, con Raspadori un po' più sotto a Osimhen. I falli quando servono li fa Cajuste, mentre chissà fa finta di subirlo. Sì, io su Cajuste vi avevo detto questo, alle volte devo ribadire perché ci sono i nuovi che non hanno sentito quello che dicevo prima.
Cajuste io speravo, a me mi piaceva da quello che avevo visto negli highlights, mi sembrava un giocatore che come caratteristiche poteva sostituire tranquillamente Anghissà, è uno abituato anche a giocare a due, quindi da mediano non proprio centrale alla robotica, ma può giocare al centro, e mi sembrava un giocatore che se gioca bene, se si allena bene, può tenere Anghissà sulle spine e dice: Anghissà, non mi devo gestire per mantenere il posto, devo giocare al massimo delle mie potenzialità. E questo è il problema di Anghissà. Quando Anghissà ci sembra indolente, quando ci sembra giocare a piedi nudi, non hai un centrocampista, ed è uno di quelli più forti dei nostri. Non ce l'hai, è come avere uno di cui cerchi di fidarti e ti viene meno. È veramente no, aspetta. No, e questo è un discorso da tutta poster. Garcia, non fare così. Il discorso di guardare agli altri, cioè Garcia ha detto a Sky: il PSG ha perso ieri, il Bayern ha pareggiato, le squadre perdono punti prima della Champions. Questo è un discorso gravissimo. Io sto cercando di mantenere il carro per l'ascesa. Io sto dicendo: Garcia non si deve licenziare, si deve dare un po' di tempo. Ma se tu hai questo atteggiamento, io salgo sul carro dei Garcia out. Attenzione, questo è un discorso da tutta a poster. Appena perde il Napoli, fammi andare a scavare le altre squadre. Oh, ha perso Manchester United, scriviamo subito: ma pure il Manchester ha perso, allora pure loro Questo è un discorso gravissimo, il giustificare, il trovare alibi, il cercare sempre la scusa, la pezza a colori. Questo è un discorso grave. Tu devi andare a dire: il Napoli è irriconoscibile, mi devono dare di più questi giocatori. Non è possibile, sono responsabile io, sono responsabili loro. Trova un colpevole, non trovarlo, ma non giustificare. Non giustificare, perché questo pareggio è una sconfitta contro il Genoa, neopromossa, che è l'ultima per tiri in porta, ci ha fatto 2 gol. Non giustificare, altrimenti devo cambiare completamente il mio modo di vivere il calcio e devo dire: cacciamolo subito prima che sia troppo tardi. Ecco qua, si faccia presto. Sono diventato quello là che si faccia presto, perché si parte dall'atteggiamento, perché se l'atteggiamento è questo qua, i ragazzi si adagiano, ve lo dico prima, si adageranno e dici: vabbè, hanno perso pure il PSG. Se dici così si adagiano. Ma io, questo è grave, questa è la cosa più grave. Lo devo sentire dal vivo per sentire il tono, per sentire che tipo di domanda ha avuto, ma questa è una cosa grave. Attenzione, campanello d'allarme. Ripresa per completa anarchia e orgoglio. Alcuni giocatori come Juan Jesus e Mario Rui senza Spalletti non sono nessuno. Io questo fatto di Juan Jesus voglio capire. Quello è un altro che ha i rumori. Juan Jesus ha giocato bene. Perché poi vogliamo sparare su tutto alla cieca, perché giustamente siamo tutti... manca tantissimo Kim. Juan Jesus ha la colpa di dover giocare al posto suo in quella zona là, ma quello disastroso oggi è stato Ostigard. È stato disastroso in impostazione ed è andato male con i colpi di testa, ha fatto assist agli avversari. È stato disastroso Ostigard oggi, non è Juan Jesus. Poi me la riguardo e sono convinto e sono pronto a tornare sui miei passi se ho guardato una cosa per un'altra. Ma io ho visto un Ostigard disastroso. Prendiamocela con Juan Jesus. Mario Rui non mi è piaciuto, quindi non devo difendere a prescindere quelli che... Mario Rui non mi è piaciuto. Garcia presuntuoso e ADL Megalone fanno la coppia perfetta. Jack punta, ed è sicuramente un tema, quello di Raspadori punta centrale, che io vi avevo detto è Dio mi è testimone, sempre perché sono stato ispirato da Antox Cicco, che ha detto: quello è Lautaro, guardalo bene, quello è Lautaro. Raspadori è Lautaro. Raspadori ha la fisicità e il modo in cui si muove col pallone di Lautaro Martinez.
Lautaro Martinez notoriamente può giocare prima punta o può giocare seconda punta, e seconda punta è proprio la morte sua, è proprio dove Jack Raspadori, felice e sciosciamocca, sta alla grande, perché come vedete se gli capita un pallone si gira in fretta e vede la porta. Con l'Italia qualche gol se l'è mangiato. Se giocasse con la continuità che ha avuto Lautaro Martinez negli anni con l'Inter, secondo me Raspadori può fare tantissimi gol e può diventare un numero 9 alla grande, anche un numero 10, anche un numero 11, ma non nelle ali, deve stare in mezzo dove deve prendere la porta. Quindi ripeto quello che ho detto nell'altra live: ti vendi Osi a 150 milioni, fai lo stadio e fai giocare Raspadori. Io firmo assolutamente. Virgilio, ciao Valerio. Pensi che la chimica nel gruppo è a posto? Un'arma decisiva della stagione passata era anche la forza del collettivo. Mi preoccupo troppo. Secondo me è una preoccupazione legittima, Virgilio, perché se analizziamo caso per caso, fin quando va tutto bene che si vince, è chiaro, è evidente che tutti accettano la panchina. Adesso si devono ristabilire quelle che sono le gerarchie, bisogna capire se Anghissà, no? Garcia ha detto questo è uomo mio, lo conosco bene, è migliorato tanto. Cajuste è appena arrivato, probabilmente non farà difficoltà, ma un Elmas che si deve vedere sempre, Jolly adesso è stato buttato al posto di Politano, però magari potrebbe anche giocare lui al posto di Anghissà da centrocampista quando Anghissà sta fuori forma, e non ha avuto modo ovviamente di fare la partita così, e potrebbe essere scontento. Sicuramente quando si vince tutto va a posto, quando le cose non vanno ognuno pensa anche a se stesso, e su questo non c'è dubbio. Devo recuperare un'altra donazione di supporto. Questa era Virgilio e ti ringrazio. Pvito, Meret soffre molto senza Kim, è tornato insicuro. Io non lo so se l'anno scorso era sicuro Meret. Meret ha fatto le sue parate anche belle e anche decisive l'anno scorso. Un'indecisione che mi ricordo a memoria fu col Bologna, ma non ci portò via punti. Non credo che senza Kim che Meret è tornato insicuro. Io penso che Meret sia questo, prendere o lasciare, voglio dire, capace di grandi parate, capace di cadere a terra con velocità, capace di non uscire, perché secondo me quello è il problema suo. Tra i pali secondo me è convincente, ma lui si parlava sempre con i piedi, non è quello non è mai stato i piedi il problema di Meret, sono le uscite, la sicurezza nel dire via tutti. Ostigard si leva, non fa finta di cadere, di morire, la palla è sua, questo è, perché poi non c'è nemmeno l'abitudine. Se tu Ostigard sai che il tuo portiere non esce di base e salti di testa perché tu dici io di testa so forte, vado io, Meret probabilmente non uscirà. Poi non lo sappiamo se Meret ha urlato è mia vattene, non si dovevano ostacolare, oppure se non ha parlato, questo non lo possiamo sapere. 500 like sono veramente pochini, ma capisco che siete arrabbiati. Nel frattempo mi girano anche Garcia a DAZN. Questo sarà lungo, Quanto è lungo? Fammi vedere. 7 minuti. Grazie per avermelo girato, ovviamente Valentino, ma non lo possiamo far sentire. Prendo al volo. La situazione è preoccupante, gioco imbarazzante. Contro queste squadrette medio-piccole dobbiamo vincere andata e ritorno, ma non solo perché sono risultati tristi. Devi vincere e distruggerle proprio, non di gol, ma di gioco, di intensità, non c'è niente. Poi voglio perdere con Juve, Inter e Milan, non mi passa manca la capo di quelle squadre. Ma queste qua vanno letteralmente asfaltate, andate e ritorno, altrimenti questo è il vero fallimento, che Napoli aveva solo il gioco ed è stato disintegrato in 2 mesi. Sì, Fabio Versatile ha ragione, per quanto riguarda le piccole e le grandi è storia, è matematica, cioè è così, sono di più le piccole, quindi se tu ti assicuri non passi falsi con le piccole stai molto più tranquillo. E poi io ho sempre questa convinzione che alla fine è corroborata dai fatti, che le grandi poi si tolgono punti un po' a vicenda, c'è un po' di alternanza, l'Inter batterà il Milan, magari perde punti con la Juve pareggerà con la Roma, insomma le grandi
è sempre una tripla e va bene, sono quelle le partite in cui tu puoi lanciare un segnale, come ha fatto l'Inter ovviamente con il Milan, è secco, è un derby, vinci 5-1, hai lanciato un segnale a tutte le altre, di forza, di grande forza. Però con le grandi e con le piccole che non puoi mai staccare, e con le piccole che poi ha creato la voragine il Napoli l'anno scorso, perché batteva tutte le piccole, ogni tanto le grandi inciampavano con le piccole, ricordiamo i passi falsi del Milan, ricordiamo tutte le sconfitte dell'Inter, e quindi quella indecisione, quella discontinuità delle grandi con le piccole, ricordiamo tutti i passi falsi, ha creato quel gap che il Napoli di cui il Napoli ha approfittato. Si è sentita la vena di Fabio Versatile, esattamente. I tre erano Osimhen, Anguissa e Mario Rui. Oggi mi sa che la cosa è reale. Non so di cosa che si qua i tre, vediamo un pochino se capisco di quello che si sta dicendo. Un tiro dopo 71 minuti e c'è poco da ragionare. Vi è più rassegnazione che altro, onestamente. L'ammutinamento è già iniziato, non lo sopportano. Ragazzi, calma. Ovviamente non possiamo escludere niente, però sarà, per fortuna, ecco, a differenza della sconfitta con la Lazio, che abbiamo avuto troppo tempo per rimuginare e non abbiamo risolto nulla, perché non abbiamo risolto nulla, anzi ci sono stati dei peggioramenti rispetto alla partita con la Lazio. Il Napoli è crollato proprio. Adesso si va direttamente in campo, si va subito in campo, c'è la Champions, vediamo un pochino se i riflettori della Champions fanno svegliare questa squadra. Avrebbero dovuto iniziare Rachmani e Nathan, ha detto Garcia. Ma questo è sarcasmo? Questo è sarcasmo probabilmente. Dobbiamo accettare di metterci dietro e ricompattarci. Il gioco spettacolare non lo possiamo fare. Questo è un tema, Gazzella, eh? Leggo anche il tuo messaggio. Prima possibile dobbiamo smetterla di pensare di poter giocare come l'anno scorso, andandoli a prendere nella loro area di rigore. Un po' perché siamo fuori condizione, un po' perché dito siamo più lenti. Pazienza, non vedremo il gioco spettacolare dell'anno scorso, va bene. Ci mettiamo dietro, giochiamo di rimessa, tanto davanti qualcosa lo facciamo, ma evitiamo di fare figuracce e forse portiamo a casa un campionato onesto e ben fatto rispetto a quelle che sono le nostre possibilità. Ed è interessante questa cosa, perché se vai a vedere le altre partite, il Milan fa possesso palla, l'Inter aspetta e li castiga. La Lazio fa possesso palla, la Juventus li castiga, il Napoli probabilmente avrà un grande possesso palla in questa partita, sterile. Ovviamente questo non sto dicendo che il possesso palla non serve, è comunque il nostro gioco. Il Napoli chiude con 61% di possesso palla. Questo è l'unico modo che noi conosciamo per imporci sull'avversario, però dobbiamo essere anche un pochino più solidi là dietro, che abbiamo preso altri 2 gol. Abbiamo preso gol col Frosinone, abbiamo preso gol con la Lazio, abbiamo preso gol con il Genoa, non abbiamo preso gol col Sassuolo, però dobbiamo anche essere onesti che il Sassuolo è rimasto in 10 al 50°. Campanellini di allarme. Catenaccio e contropiede si vince, non lo so se abbiamo i giocatori per farlo, ragazzi, non penso che questo sia... È una rivoluzione psicologica, mentale, di filosofia. È difficile fare questo, ragazzi. Noi non facevamo questo con Spalletti, chiariamoci. Se poi la situazione è cambiata radicalmente perché ti manca Kim e la situazione è cambiata radicalmente, ci deve ragionare Garcia. Noi non facevamo catenaccio e contropiede, si faceva un gioco di dominio, solo che il dominio lo portavi a frutto segnando e con... vai e vai, è una parata del portiere, una respinta del difensore, prima o poi arriva un calcio d'angolo, fai il forcing, gli avversari si stancano, dai, lo apri il lucchetto. E invece Campanili, Catenaccio con Genoa la vedo difficile, Pietro, effettivamente la vedo difficile, perché poi fai Catenaccio contro Catenaccio e finisce 0-0. Anche con Ancelotti in Champions andarono bene, penso che tanti giocatori hanno overperformato, si rischia di Osimhen e Kvara si svalutano. Io penso che Kvara non è che si può svalutare, nel senso che lui prende 1 milione, è stato pagato 10,
e continua secondo me a valerne dagli 80 in su per quelli che sono stati pagati così, il che va più che bene. Al Napoli va più che bene. Sono io che non vorrei rinunciarci mai, perché sono pochi giocatori al mondo che fanno quello che fa Kvar. Poi lo deve fare, perché se non lo fa non lo fa. Per quanto riguarda Osimhen bastano 10 milioni per fare la plusvalenza, quindi non c'è problema. Certo, potresti guadagnarne tanti di più, potresti perdere quello che era l'offerta del 200 che hai chiesto con grande spocchia. Se mi dai il 200, secondo me devono ricominciare a segnare entrambi e andiamo un pochino più tranquilli. Il Napoli non ce l'ha nel DNA di mettersi dietro. Garcia non ha mai giocato catenaccio, scordatevelo, fate presto, vedi, si faccia presto. Io Garcia lo vedo proprio svogliato, è già la terza volta che lo vedo in panchina che scava nella sua borsa ignorando totalmente la partita. Nathan l'ho visto preso dalla panca, questo ragazzo deve giocare. Ma perché il fallo su Anghissà non è stato fischiato al primo gol del Genoa? Guarda Francesco, sono parzialmente d'accordo, nel senso che anche a me sembrava fallo. Dopodiché nel replay, vi dico la verità, io invece di guardare Anghissà, perché ho pensato lo guarderanno al VAR e ci daranno più replay, io ho guardato come Juan Jesus poi perde, perché mi pare fosse Juan Jesus che perde l'altro impatto con Bani, si spingono un pochino, Bani si libera e va. Quindi stavo vedendo l'altra marcatura uomo che non è andata a buon fine. Sotto questo punto di vista, mentre io prima vi dicevo Juan Jesus non è il problema, lì le colpe se le prende anche lui. Se poi ci fosse anche fallo su Anghissà va benissimo e lo accetto, però voglio parlarne il meno possibile. Perché non voglio dare alibi ad allenatore e a giocatore. Non voglio dare abili e arruolabili. Che sia è meglio che se le vede le partite, è pure buono che se cala la testa inizi a faticare, perché è il primo che si fa la cartellina. Garcia a casa, sono in Francia e vi dico che sono increduli della nostra scelta. Qui ho odiato da tutte le piazze inquestate, anche presuntuosa, antipatico in comunicazione. Molto bene. Testimonianza importante dalla Francia. Su Anghissà la palla non era in gioco e pertanto non poteva essere fallo. Non funziona così, Franz, nel calcio, Anche se la palla è ferma e tu dai un pugno all'avversario o lo strattoni così è fallo. Non funziona così. Non funziona. A palla lontana lo prende dopo aver tirato, comunque interviene in scivolata, è rigore, cioè così funziona il calcio, non deve essere palla in movimento, quindi questo non è un problema. Però veramente insisto, ne voglio parlare il meno possibile. Garcia che dice del fatto che la squadra aveva la testa in Champions e del fatto che Nathan non abbia giocato a causa del problema di Rachmani, indecente. Problema di Rachmani immagino abbia detto che ha avuto un affaticamento, insomma, che in nazionale quando è ritornato non l'avrà visto al 100%. Poi su Nathan lui ha aggiunto ha avuto pure il problemino al ginocchio. Io me lo ricordo questa cosa, perché quando arrivò Nathan, quando comprammo Nathan, andai a vedere subito l'ultima partita perché stava giocando, quindi non gli serviva il ritiro, era in pieno campionato col Brasile, col Bragantino, e notai che fu sostituito per infortunio nell'ultima partita che aveva giocato. Ho detto vabbè, non sarà niente di grave, avrà preso una botta. Evidentemente questa è la cosa di cui ci parlava Garcia ieri, cioè che non ha potuto spingere al massimo negli allenamenti perché ancora con questi postumi. Ora si deve capire anche questi postumi cosa vuol dire avere i postumi, perché anche Politano aveva sicuramente i postumi di un infortunio che l'ha fatto abbandonare la nazionale, però ha stretto i denti e l'ha messo in campo e alla fine grazie a lui che ce ne torniamo con un punto a casa. È strano da dirlo, poi vanno valutati i vari... Hai ragione. Vanno valutati i vari infortuni, perché Chiesa, Pellegrini, Mancini, se ne va. Chiesa subito in campo, decisivo, grande forma, però con l'Italia, per l'Italia è infortunato, non è a casa così. Politano fortunato, però arruolabile, ci parlavano di gradi 2 settimane, 3 settimane, arruolabilissimo, è meno male, quindi anche lì
bisogna capire come li gestisci questi infortuni. Kvara, no, quello ha avuto il problema, non lo fai partire da titolare. Politano subito buttato in mezzo. Non lo so, sono tanti i dubbi. Mi lasciano tanti dubbi. Fammi capire, c'era una cosa su DAZN, il fallo è netto ma il VAR non può intervenire perché il fallo è venuto prima del calcio d'angolo, siamo seri? No, ti ripeto, questo cozza con il regolamento. Poi chiediamo al nostro amico Alberto, che è ex arbitro, e ci dice lui se dico una sciocchezza, perché Alberto è sempre stato molto molto obiettivo nelle valutazioni arbitrali, non pro Napoli o anti squadre avversarie, ci ha sempre detto le cose come stanno a livello proprio di regolamento. Quindi io qua sono in grande dubbio e mi tengo il dubbio, onestamente. Giornalista, Rudy non pensa che debba vedere le partite? Rudy, Simone, non penso che sia Nathan Simeone, Lindstrom li vogliamo mettere, anche Bayern e PSG hanno inciampato, ma che c'entra? Zero gioco, Osimhen assente, primo tiro in porta al 70°, Anghissa out, Gaiuste in, manca Spalletti, Garcia Ciaccia. Nessuno vuole venire a Napoli perché si spassa la voce di quella persona squisita che è ADL. Chiarello, mi dicono che i ragazzi non sono contenti dell'allenatore di Garcia, se fosse così sarebbe pericolosissimo. E questa è una frase che assomiglia molto a quello che poi uscì sull'ammutinamento. Vi ricordate che Insigne si fece uscire, che disse lui stesso ad Ancelotti che servivano allenamenti più duri perché questi ragazzi, se li lasci un po' troppo liberi, si fanno prendere dall'entusiasmo, invece no, devono stare sul pezzo, devono stare sempre sul pezzo, devi essere un po' più sargente di ferro, il Sarge. Questa sarebbe la cosa più grave. Se non credono nell'allenatore, se i ragazzi non credono nell'allenatore, scordatevi l'overperformare, vedrete prestazioni sporadiche singole di grandi giocatori che hanno il momento dell'estro, hanno il momento in cui sono in grande forma e fanno la giocata sì che ti entusiasma, però non vedi quel tamburellare, andare a tambur battente, che quello poi ti rende una squadra schiacciasassi. Tu vai finché l'avversario dice sei troppo forte, non posso inseguirti un'altra volta, stavolta scappi, se segni non fa niente. I punti li faccio con un'altra squadra, non li faccio con il Napoli perché il Napoli è troppo forte quest'anno. Anche questo, che poi è un modo con cui la Juve ha vinto tanti campionati. Molti avversari ti davano quella sensazione, dici ma io che mi sfiacchisco, rischio solo di farmi male, questi sono troppo forti, va a finire che faccio uno sforzo immane, comunque un gol lo fanno e non riesco e comunque non porto niente a casa. Tanto vale che sì, mi impegno, se mi va bene mi va bene. Questa poi è una cosa che secondo me ha inciso l'anno scorso il Napoli era proprio abbiamo recuperato palla, diceva la squadra avversaria, proviamo a ripartire, boom, tutti addosso. E allora se sei ingiocabile, è il Napoli ingiocabile l'anno scorso. Se quest'anno tu dimostri di essere giocabile, nel senso che o Genoa ti fa gol, e o Frosinone ti fa gol, e a Lazio te ne fa 4, 2 tolti perché erano irregolari, hai dato un segnale a tutta la Serie A, dici il Napoli quest'anno vai liscio, te lo puoi fare, o scudetto sulla maglia, dai, divertiamo. La verità è che non giochiamo a pallone dal 19/03, 19 marzo. Diego, e tu torni indietro, e un altro che era tornato indietro e bisogna darne atto, perché ne ha parlato l'anno scorso, se non sbaglio era la partita di Monza, Guido, che quasi forse i segnali si vedono anche dalla partita, dal campionato scorso. Ciao Guido. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio, e se mi permetti vorrei salutare tutti le estetiste. Sì, salutiamo. Beh Valerio, ricordavi bene. Cito una volta che un amico bellino che scrisse su un commento scritto, io prima avevo molto più tempo per leggerlo, una cosa molto, molto carina. Cioè, io poi mi critico sempre, le persone che mi seguono dal vivo
ormai si sono anche divertite col fatto che io cito solo l'esempio negativo di qualcuno che si è lamentato di me. Io vieto gli applausi alle mie serate. Quest'estate, apro e chiudo una parentesi, delle persone di Fogli di Milano, dopo una mia presentazione, hanno applaudito con vigore. Io ho detto niente applausi, e poi mi sono dovuto andare a scusare, ho detto no, dovete sapere che io ho tolto tutti quegli elementi, è il cinema che parla, io sono un tram. Però scrissi una cosa: Guido Gentile vede cose lontano che noi non riusciamo a vedere. Dobbiamo cercare di analizzare la partita di oggi. Io proverò nel mio modo pessimo, come sempre, ma almeno unico. Le collego sempre al passato, al presente, e quello mi aiutano a capire un po' il futuro, che negli ultimi, chissà se sarà il 24esimo anno, analizzo con una certa precisione, ma per pura fortuna. Perché una cosa è giocare provando a diventare, poi diventando con grande merito e spettacolo campione d'Italia, una cosa è giocare da campioni d'Italia. E detto attenzione che sarà per noi veramente un altro campionato, e questa partita non va bene, è veramente la sconfitta di troppo per un Napoli così forte. Ma non è solo quello, il pareggio con l'Udinese, il pareggio con la Benevento, no, con la Salernitana, scusate, lapsus, perché tante cose non andavano. Se ben ricordi, dopo la partita con la Lazio, io ho detto questa sconfitta vale 9 punti, Valerio. Lo ricordi? Non solo i 6 punti dello scontro diretto, perché ti stavo ascoltando e tu hai detto proprio una cosa giusta dal mio modesto e sicuramente sbagliato punto di vista. Ha dato un segnale alle altre squadre che è battibilissimo il Napoli. Allora io probabilmente non capisco veramente nulla di calcio, per quanto è forse l'unica cosa che capisco nella vita, e quindi è molto grave. Ma nonostante le nottate che sto facendo per accontentare più persone possibile, me la sono rivista, perché veramente a un certo punto ho avuto un dubbio che io sono totalmente folle. 78 minuti, 76 minuti, i colleghi più pessimisti, il primo tempo spettacolare, se stavamo 2-3-0 non avevamo, Napoli 18 minuti ha retto. Appena Lazio ha capito che bastava andare a mezzo all'ora, piano piano, ed era una Lazio prima ancora della partita con la Juve, io lo dissi nella tua diretta, in crisi di gioco, di risultati, di spogliatoio, di società, sull'orlo di una crisi di nervi, che ne ha presi 3. L'hanno confermato. Perché il quando affronti le squadre importanti, nel senso, se tu avessi perso con un Inter in grandissima forma, che tra l'altro fa gol spettacolari, diceva, vabbè, l'abbiamo peccato in un momento, loro sono informissimi, ma noi stiamo ancora rodando, la differenza si è sentita. No, noi abbiamo preso una Lazio in crisi nera. Questa è la mia preoccupazione, non è l'unica sconfitta, è il campione del lungo, è una sconfitta pesantissima. E oggi il primo tempo il Napoli è sembrato confuso, in balia di una squadra poi di campo stretto. Comunque basta, Valerio, basta. Veramente? Sì, ma in settimana io ho sentito commenti, però se il Napoli vince, l'Inter Milan pareggia, lo capite che stiamo a un punto sotto, eccetera, però i numeri non valgono quando li faccio io, però se il Napoli non ha vinto, l'Inter ha vinto e stiamo... già si è scavato un solco enorme, quindi non si fa così, eppure stiamo ancora a questo modo di analizzare lo stadio stretto, uno stadio all'inglese, uno dei pochi, a parte sono pochissimi ormai lo stadio con la... E poi dico una cosa che mi hai insegnato tu, la tradizione. Il Marassi è buono per tradizione per il Napoli. Esattamente. Si è vinto molto più le volte che si è vinto. Assolutamente, quindi il primo tempo è sembrato molto confuso, di nuovo un Napoli slegato, però con un Lobotka che ha toccato molti più palloni, però Osimhen molto solo e scollegato. A me questo modo di avere un Napoli lungo, perché col campionato italiano secondo me non paga, con un Genova che era cortissimo, 4-4-2, con molto spesso uno dei centrocampisti che si staccava per essere tra le linee o basso o alto, per creare ancora densità e dare pochi riferimenti al Napoli. È stato un modo molto intelligente di affrontare il Napoli, ma a parte questo ti dava l'impressione loro di essere più pericolosi e noi mai. Siamo stati molto meno pericolosi che con la Lazio. Abbiamo preso un gol in regolare, ma questo lo sappiamo che quest'anno sarà così. De Laurentiis sta combattendo una battaglia che non solo non vincerà, ma che perderà male. Non so se poi consapevolmente o meno. Io temo sempre di più che questo sia Ancelotti 2, come quell'anno, per tante cose.
Secondo tempo veramente imbarazzante. Il Napoli poi ha vinto, certo ha cambiato giocatori, ha messo Raspadori che giocava dietro a Osimhen, che, più neanche sui nervi, veramente su due azioni spettacolarissime su questo, che da un lato chiaramente sono due gol bellissimi, spettacolari, vanno applauditi e anche gratificati, però non sono frutto di una certa predisposizione e continuità. Poi si è pareggiato, ma oggi sono noi siamo... lampi. Sì, sono due lampi. Oggi siamo fuori alla sola quarta giornata della lotta a scudetto, e questo è triste dirlo. È vero che puoi fare 2 partite storte con le altre 13 più una, e quindi c'è tempo per farne tante buone, però ti faccio notare alcune cose. Poi i numeri non conto, però se noi vinciamo col Genoa, l'anno scorso a questo punto della stagione è vero che abbiamo un solo punto in meno rispetto a Spalletti, però l'Inter ne ha 3 punti in più, caro Valerio, la Juve 2 punti in più, il Milan un punto in più, la Lazio è sfortunata a 5, quindi l'Inter in questo momento ha recuperato già 4 dei punti sul Napoli in 4 giornate. Detto, il punto è un altro, Valerio. L'anno scorso la nostra percentuale realizzativa a questo punto della stagione, quindi con i 2 pareggi che avevano lasciato molto la mare in bocca ed erano state frutto di critiche a Spalletti, era 45,45 rispetto al 38,09 e quella passiva era 23 preciso rispetto al 71. Vabbè, questo è il numero pazzesco. Sì, però devi considerare, Valerio, che la percentuale realizzativa si abbassa un po', poi tende all'inizio è sempre un po' alta, poi si attesta, se uno è bravo, intorno al 40%, se sei bravissimo 41%, non devi scendere sotto il 38%. Infatti ti faccio notare, l'anno scorso l'Inter ha chiuso al 37%, la Juve al 31%, la Lazio 35%, il Milan al 34%, no? Quindi si abbassa. In questo momento l'Inter al 54%, la Juve 47%, il Milan 47%, la Lazio 31%, quindi è già molto più bassa di come ha chiuso l'anno scorso, è l'8,3% complessivo. Sono più di un campanello di allarme. Guido, leggi questo messaggio, perché questo è un discorso che avevamo toccato noi in privato, che non aveva fatto praticamente nessuno, e che secondo me è una cosa logica, che è difficile perché molti dicono oh, qui sembra il Napoli di Gattuso, e invece Spalletti ci aveva fatto capire una cosa: le novità non si possono innestare poco alla volta, del bel gioco di anni a questo è triste. Spalletti è partito da Gattuso anche senza squadra scudetto. Allora cancelliamo tutto. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. La settimana scorsa, no, non la settimana, scusa, la scorsa giornata sportiva, che poi erano 15 giorni fa, vi dissi alcune cose sicuramente sbagliate, e subito dopo, qualche giorno dopo, c'è stata una bellissima intervista al professor Barella, che è un professionista stimatissimo e bravissimo. Quindi parliamo di un esempio. Io amo fare gli esempi di persone brave e non mi interessa nominare. Quindi stiamo parlando di una persona che ha una carriera ai massimi livelli, che ha detto attenzione che questo modo di analizzare il Napoli ha cambiato solo 11, un elemento su 11 della squadra che ha cambiato di meno, è molto superficiale, ha detto Albarella, non Guido Gentili, perché in realtà è la squadra che ha cambiato di più, perché ha cambiato il sistema di allenamento. Il punto è che noi sappiamo, e ce l'hanno detto ormai tutti, Gattuso, De Laurentiis, Spalletti, i Simpson, gli alieni, che Spalletti è stato contattato tra Natale e gennaio e lui ha detto però no, non prendo la squadra in corso. A parte che è stato un allenatore molto umile, che chiamava De Zerbi, cioè un giovane che sta facendo benissimo, cioè, perché vedeva le novità, aveva studiato tantissimo, però noi sappiamo che sicuramente da gennaio a giugno si è studiato tantissimo tutte le squadre, ma il Napoli l'avrà studiato benissimo. È chiaro che non era lui in prima persona ad allenarli, però non è partito da zero, primo punto. Seconda cosa, l'hanno detto tutti i giocatori, non lui, e secondo me è stato un modo intelligente di approcciarsi, e una delle cose che riconosco che secondo me sbagliò Benitez, e io sono abbastanza raffaellita, dove lui ha detto che abbiamo fatto benissimo. Questo non significa una stima nei confronti di un collega, ma anche non buttare agli ortiche tutto il lavoro che durante la settimana, nel corso di quelle settimane, i giocatori hanno fatto. Significa molto di autostima.
Quindi lui si è posto con intelligenza, umiltà e fame, cercando di migliorare, umilmente l'ha fatto invece molto bene, quello che secondo lui era migliorabile, però veramente riconosceva. Io non credo, e non sto facendo il Garcia, che intanto che Garcia sia stato contattato a gennaio, perché tutti, tranne Guido Gentile l'anno prima, davano Spalletti confermatissimo. Cioè. Quindi intanto secondo me non ha avuto 6 mesi di tempo per studiare vita, morte e miracoli in Napoli e anche com'è la situazione italiana. Tant'è vero, chiudo, che io ho detto a Valerio in privato, io spero che Garcia abbia il polso della situazione in che guaio si è messo, non tanto del Napoli, società ADL, ma è ADL che fa la formazione da spatore. Queste chiacchiere di analizzare in modo vecchio il calcio non mi avrete mai. Però avrà guardato anche altre squadre di altre nazioni. Spalletti, tra l'altro Garcia stava allenando, quindi non lo stiamo colpevolizzando, è assolutamente, diciamo, normale, plausibile, umano che abbia avuto meno tempo. Quindi intanto e Spalletti prima di andare via disse devo dire che i giocatori sono stati sempre bravi, disponibili, anche quelli che hanno giocato di meno, e che noi abbiamo fatto come si fa con gli anni scolastici, è bello, non 2 anni, ma come se avessimo fatto 4 anni in 2. Quindi anche quello è stato lo grande, tutto molto complesso, dove nel primo anno sicuramente lui, e andiamo ai difetti di quest'anno del Napoli, ha capito degli errori, per mancanza di coraggio non abbiamo vinto lo scudetto che già potevamo vincere. Il secondo anno Spalletti ha fatto una cosa molto buona. Il Napoli non è fortissimo in difesa, questa è una balla che ci stiamo raccontando, e Spalletti che lo sapeva, perché poi singolarmente Emanuele lui ha questo difetto e Di Lorenzo li ha, si è visti oggi, lui ha innanzitutto protetto moltissimo con una fase difensiva che coinvolgeva tutti e che oggi abbiamo visto tra Osimhen, Van Maluscio, la fase difensiva. Il primo anno siamo stati meno coraggiosi, no? Qualche partita, ricordiamo in casa, si poteva usare di più. L'anno scorso ci fu un cambio di mentalità, non di sistema di gioco, e poi lui l'ha detto, abbiamo parlato durante l'estate e abbiamo scelto di utilizzare questa tattica e di questo approccio fino in fondo, e nonostante le critiche all'inizio, diciamo, un po' zoppicanti, è stato il leitmotiv che poi diceva Guido, mettiamoci sopra il tutto, non abbiamo paura della classifica, eccetera. Perché ha detto, intanto ha cercato di limitare i difetti, tutte le squadre ce l'hanno, anche i giocatori, e accentuare i pregi. Ecco, il Napoli di quest'anno ancora non stiamo capendo come deve, non come sta giocando, come deve giocare. Sappiamo come non deve giocare, come sta giocando adesso. Il punto è, facciamoci delle domande aperte, senza nessuna malizia, ma neanche facendo il solito qualunquismo. La squadra è convinta di come dovrà giocare, perché ancora non sta giocando. Voglio sperare che non è questo il modo come vuole Garcia, perché sennò ci suicidiamo. Cioè ecco, sì o no? Altra cosa, mi permetto di aggiungere, insomma, non sono nessuno professor Albarello, professionista esemplare, è anche molto garbato nel suo modo di approcciarsi, quindi mi piace anche l'educazione. Oltre a tutte le cose tecniche ha detto, bisogna considerare che l'anno scorso i giocatori erano in una condizione non solo emotiva, ma anche contrattuale diversa da quest'anno. Quindi dire, mi permetto Valerio, che noi abbiamo un solo undicesimo diverso di 10 undicesimi è una cazzata. E non è una parolaccia, è citazione presidente. Assolutamente, puoi metterlo tra virgolette o senza. No, nel senso, prima di quella cosa non mi sarei mai permesso, perché per me è una parolaccia. Adesso sappiamo che è una citazione volta, cioè, perché Elmas è nella stessa condizione che in scadenza, Osimhen è nella stessa condizione, insomma, non facciamo l'elenco alla Salvini, e sono tutti contenti a partire da Simeone. L'anno scorso aveva questa chiamata mistica, quest'anno giocherebbe i titolari in almeno 14 squadre della Serie A, quindi ci sono molti interrogativi che ci dobbiamo porre, piuttosto dire se vinciamo qui e abbiamo calma, ma molta preoccupazione per quanto mi riguarda. Senza dubbio. Allora, questo lo leggiamo tra poco. Dovevo recuperare un paio di vocali, recupero questo di Alberto, non so se riguarda l'arbitraggio, vediamo un pochino cosa ci dice. Valerio, se non è cambiato il regolamento, a me questa cosa che dicono su DAZN mi pare una fesseria. Io mi vado a guardare un'altra volta il regolamento, ma a me mi pare una fesseria per non dire un'altra cosa. Ok. Allora, Valerio, se il calcio d'angolo viene battuto e nella battuta del calcio d'angolo, quando il pallone è in aria, viene detto
a distanza di gioco è un fallo per la squadra che difende, in questo caso il Napoli, si interrompe il gioco, si riprende con un fallo per il Napoli. Se il calcio d'angolo non è ancora stato battuto, la palla è tra virgolette non in gioco, ma è un comportamento antisportivo o è un comportamento violento, quindi è fallo comunque. Se non te ne sei accorto, il gol viene annullato e si riparte con una punizione per il Napoli. Semplice, punto. Allora, è chiarissimo, si parlava, Guido, per metterti al corrente, perché mi stavano chiedendo sul fallo su Anghissà, sul gol, sul 2-0 praticamente del Genoa, e io ho voluto sottolineare, perché riprendendo un po' Spalletti voglio dare il meno alibi possibile a questa squadra, però ci ricordiamo che quello che è successo con Ancelotti è molto simile, è pericolosamente simile, perché la squadra aveva le sue colpe sicuramente, la gestione eccetera eccetera, e nel frattempo ci mettevano il carico da 90 con gli arbitraggi. Non mi si dica che a palla lontana, oppure io vi ricordo il famoso fallo di confusione, che la palla non c'entra proprio, si dà sempre il fallo a chi difende. In questo caso io veramente l'ho visto pochissimo, non lo so. Tu hai memoria di questo? No, io credo che non si possa ammonire in quel caso, però comunque l'azione la fischi. Però lì se arriva un altro vocale, a parte che, attenzione, ci può essere una condotta antisportiva che tu dai un cazzotto a palla ferma e viene espulso lo stesso, non deve essere il pallone. Però io ti dico perché sono preoccupato, perché se il Napoli avesse fatto una partita spettacolare dove gli era mancato qualcosa, quel gol passi in svantaggio e quindi comunque poi ti devi esporre al contropiede, cioè, sarei meno preoccupato, dice sì, è frutto di una serie di elementi sfortunati, però la squadra c'è, è compatta, sta giocando bene, alla lunga esce, e invece cioè, il torto ci può essere e comunque ti condiziona, perché poi parti dall'1-0, devi però il Napoli sta giocando male. È disonesto dire il contrario. Molto male, e oggi mi è sembrato in regressione rispetto alla Lazio, non solo per i numeri, solo 12 tiri, cioè non ti ha dato mai l'impressione di essere pericoloso. Poi ha fatto 2 bellissimi gol, questo lo ripeterò, proprio belli, anche spettacolari. Un 1-2 di una velocità di esecuzione di Raspadori fulminante, mi permetto di dire, è un bel gol per timing di inserimento di Politano. È vero che sul palo del portiere, ma lui come riesce a tenerla bassa e metterla proprio stretta vicino al palo, cioè bisogna anche riconoscere poi delle qualità tecniche quando ci sono i bei gesti, che sono quelli che fanno innamorare al calcio. Però mi sono sembrate le vampate, non quella continuità che a me piace, a strombattuto, si dice. Sì. Allora, questo sempre per quanto riguarda le dichiarazioni di Garcia, che mi stanno onestamente preoccupando tanto. Le analizzeremo, ragazzi, nello specifico, veramente, perché è presto secondo me per tirare delle somme a livello tattico, perché ancora non ho capito cosa Garcia vuole da questa squadra, ma a livello di comunicazione si può tranquillamente commentare, opinionare, stavo dicendo. Il gesto di Kvara si riferisce ovviamente alla sostituzione di Kvara per Zerbin. I miei messaggi sono per chi entra, non per chi esce. Volevo dimostrare a chi si allena bene che può giocare. Guido, questo in teoria, cioè 0-0 è un discorso che io accetto, cioè tutti devono avere la voglia anche di far bene l'allenamento e devono sentirsi la possibilità di entrare in campo, quindi Zerbin come Lindstrom ha le stesse possibilità. Contemporaneamente però c'hai Demme fuori rosa e Zanoli è praticamente fuori rosa, perché così non faccio l'elenco di Salvini, ma stai pareggiando una partita contro il Genoa, mettere Zerbin al posto di Kvara io la giustifico solamente sto pensando alla Champions, non posso pensare do una soddisfazione a Zerbin che si è allenato bene. Guarda, io ti dico che per carattere sono una persona, dicono, amabile, sono quelli inutilmente provocatori, velenosi, eccetera, tendente alla riflessione, di potenziale, anche per l'età. Guarda quanto si vede bianca la barba ormai. Queste cose mi appassionano poco, no? Ti ha mandato, perché tra l'altro sono ragazzi molto giovani, nel caso di Kvara veramente giovanissimo, l'adrenalina, cioè, però chiaramente fanno molto sangue, no? Quindi così ti garantiscono 3 giornate sul giornale che puoi scrivere questa cosa, il click. Non li vedo
No, ma infatti il volte, gesto di Kvara a me interessa zero. Sì, sì, sì. No, dico, non li vedo come elementi di criticità. Mi interessa nel corso della partita, poi arriva a te, se un giocatore si sente spaesato. Io lo sto vedendo molto spaesato, lì avrebbe bisogno di una guida come Spalletti. È in sintonia con Garcia? È una domanda, non è una provocazione, non è cosa... perché la conferenza stampa è stata molto deludente per una volta, anche dal punto, per me Garcia fino adesso mi era simpatico, eccetera, anche lui mi ha dato messaggi sbagliati, era sorridente, rilassato, calmo, e questo può essere anche positivo, perché poi, però mi è sembrato eccessivamente sorridente. Io sarei incacchiato con una bestia. Oggi tu hai 5 punti dall'Inter, a Bologna tu devi andare a vincere. Bologna è una squadra tosta con un ottimo allenatore, per rimanere a distanza di 5. Caspita. Cioè, vedi, perché poi quello L'Inter che abbiamo... c'ha un calendario proprio in discesa. È quello che è successo alla Juve in questi anni, che poi sai quanta tensione, cioè poi dice no, poi facciamo come gli altri che fanno quelle classifiche a fine anno, che le perde tutte, le perde sì. Ridicoli, ridicolissimi. Certo, ci sono dei dubbi, sta pensando alla Champions, perché non è entrato uno, per domande da fare, vedremo nelle prossime. Noi abbiamo 3 trasferte, quindi poco tempo quasi niente per allenarsi, perché la trasferta in Champions e la trasferta a Bologna, anche questo diciamo è un momento su questo, perciò ti ho fatto quella promessa, non per buonismo veltroniano, sospendo il giudizio, diamo qualche altro minuto per avere numeri più attendibili, per non essere tagliatori di teste, però ci sono dubbi tuoi assolutamente onesti e legittimi che io ti sposo. Però prima di dare una versione definitiva, e ripeto, non per buonismo, non il campionato lungo, valutiamo 5, 6, 7, 8 partite, però ci sono dei dubbi che ci creano comunque, diciamo, delle notti insonnie, ci danno delle notti insonnie. La domanda è: c'è sintonia non umana, non per... Innanzitutto la squadra, perché l'anno scorso uno delle ragioni dello scudetto è quella, è convinta, ha visualizzato in testa come vuole giocare Garcia ed è convinta quello è un sistema di gioco e un approccio tecnico, tattico, emotivo che comunque può dare risultati vincenti, non necessariamente vincere lo campione, perché se non lo vede un giocatore, per quanto tu puoi essere un bravo allenatore, allora abbiamo un serio problema, Valerio. Questo è il vero interrogativo. Loro ce l'hanno in testa, l'anno scorso loro ce l'avevano in testa, quindi tutte le pseudocritiche e anche quando ci sono state quelle che stanno arrivando là, mi hanno fatto ridere. È verissimo, è verissimo. Guido, mi aiuti a ricordare dopo quante partite fu esonerato Donadoni? Con la Roma, perse in casa della Roma. Mamma mia, con De Laurentiis che rideva, non ho manco bisogno di andare su Google, eccetera. Sì. Ma io sono tifoso vero, ragazzi. Mi girano ancora le certe sconfitte, per questo da frentallone maggiore, siccome mi girano molto le scatole, allora non voglio darvi questo odore. Qualcuno spero che abbia capito che non sono un infiltrato in altre squadre, allora un minuto di collera, ma c'è un grande senso di appartenenza da parte mia, anche perché tu la ami molto di più una città quando purtroppo sei costretto a non viverci più. È verissimo. E quindi praticamente Luigi, Guido ti ha risposto in soldoni. Dobbiamo capire, non possiamo dirti adesso meglio Garcia out o meglio Garcia in, perché non sappiamo, questa che è la domanda così che io vi ho detto dall'inizio. Però non eravamo campioni d'Italia, Valerio. Deve essere credibile con i giocatori, io questo avevo detto, quindi per questo non volevo un giovane, non volevo un italiano, per capirci, volevo uno che fosse credibile con i ragazzi. Ma i ragazzi lo ritengono credibile dopo questo inizio di campionato? Questa è la domanda. Se non lo ritengono credibile, per me può essere avvicendato domani, ma chi metti al posto suo deve essere un altro altrettanto credibile. E guarda, io mi ricordavo la settima, sono andato a controllare, ma non voglio fare brutte figure alla settima, perché proprio mi pesò la settima giornata giornata. Quindi dobbiamo aspettare, non c'era la Champions all'epoca, però questo è un altro discorso. La domanda è, me la sono dimenticata, ma leggo un altro messaggio. Se il Napoli gioca bene mercoledì, allora è un problema mentale che parte dall'allenatore ed è molto grave. La Champions cambia i riflettori della Champions?
però intanto non è una sola partita, vediamo la Champions, il Bologna, la partita in casa, perché poi si gioca infrasettimanale, vediamo. Per ora io ti faccio questa domanda, Valerio, che non ha, per quanto mi riguarda, per me nessun valore, e non è una domanda retorica, e non è manco la domanda ti hanno rubato il motorino. Quindi è una domanda che mi sono fatto io perché sono un imbecille. Se il Frosinone avesse segnato su quel calcio di punizione, Napoli ti dava l'impressione di avere la forza di andarsela a riprendere la partita e vincere 2-3? Una domanda neanche retorica, una domanda retorica è quella, ma dopo che cosa pensi di Napoli? No, ora che mi hanno rubato la Panda me ne voglio andare. Sono domande dove la risposta è già telecomandata, cioè. Però noi ce lo dobbiamo chiedere. Su 4 partite 3 volte siamo passati in svantaggio e 3 volte abbiamo preso gol. Il Sassuolo ha giocato veramente male e poi ci ha favorito, perché a inizio campionato essere sotto anche di un uomo quando non hai ancora tutti i 90 minuti. Quindi però su 4 partite 3 partite abbiamo preso gol e 3 volte su 4 siamo passati in svantaggio. È chiaro che il Frosinone era un calcio da fermo, però appunto anche quelli valgono come gol. Se fa sul 2-2 ti dava l'impressione di essere una squadra, di avere la forza fisica, emotiva, mentale, di concentrare, di andarsela a riprendere. Oggi non se l'è andata a riprendere la partita. Con la Lazio non si è andata a riprendere la partita. Con la Lazio non si è andata a riprendere. Tu questi 2 lampi li hai fatti adesso, però io ho avuto anche la paura di prenderlo il terzo gol. Sì. Perché c'è stato quel cross pericoloso. Guido, mi sono ricordato che ti volevo dire, visto che la tua domanda è aperta e non c'è bisogno di una risposta. No, non è velenosa, nel senso, però ce lo dobbiamo porre come tu. La mia domanda nei tuoi confronti è, perché tutti si chiedono subito cambiare rotta, e io sono anche d'accordo, magari dai la scossa e siamo ancora in tempo, si faccia presto, però De Laurentiis non ci ha detto quali sono gli obiettivi del Napoli, perché non ha fatto più la conferenza stampa il 12 agosto, e io ho detto alla community prima che tu ti collegassi, ho detto può essere che a De Laurentiis un campionato da quarto posto è tutto grasso che cola, quarto o quinto, purché si vada avanti nei gironi di Champions, vada più che bene. Quindi dal punto di vista di De Laurentiis, Garcia non è un problema. Si sarà fatto 2 calcoli e avrà detto: questa squadra, se io mi tengo Osimhen e Kvara, sono più forte della Lazio, della Roma e dell'Atalanta. Sì, allora, hai detto 2 cose intelligenti. La prima è vero, però attenzione, poi uno può valutare la bontà dei risultati sulla base di quelli che erano degli obiettivi, perché puoi vedere quanto ti sei discostato nel bene o nel male. Esatto. No? E invece così poi puoi sempre, cosa che capitava con Mazzarri, di vedere al ribasso, no, ma tanto noi non dovevamo arrivare in Champions, no, ma tanto siamo per l'800° anno in Europa, che si è andato in Conference League, quindi è un po' pericoloso. Noi dobbiamo partire da un'analisi onesta, cioè l'anno scorso l'obiettivo aziendale non era lo scudetto, era l'obiettivo umano di Giuntoli e Spalletti, che volevano andare via con lo scudetto sbattendo la porta, cosa che avevano fatto. Non bisogna sottovalutare che Napoli non solo ha cambiato allenatore e direttore sportivo, ma l'ha cambiato in maniera traumatica, e questi ragazzi l'hanno avvertito. Non bisogna sottovalutare che poi siamo i campioni d'Italia, ma chi ce l'ha? Lozano, però nessuno è voluto venire a allenare il Napoli. Non c'è stata la fila, ci sono stati molti no. Che non sto dicendo che sia un ripiego, perché in Italia basta un ragazzo, un allenatore normale, non c'è bisogno di Guardiola, che non verrebbe in Italia, o non in questo momento. Manco De Zerbi allena in Italia e si sta lanciando, per dire quanto è il campionato italiano. Però dobbiamo ridimensionarci, cioè dobbiamo essere umili, no? Però insomma, qual è l'obiettivo aziendale? Secondo me per De Laurentiis entrare in Champions, l'idea di arrivare nel campionato del mondo per club, poi lo vedremo, visto che poi hai ragione, lo vedremo, no, invece è giusto narrativamente vederlo con le partite in Champions, però è onesto. È chiaro che lui in questi anni, essendo molto attento ai conti, il suo obiettivo è lo disse in quella conferenza romana, cioè, io ho detto ho perso 100, poi sbaglia sempre 120 minuti, 119, 200, i numeri nelle lenti sono bellissimi, e quindi quest'anno tutti quelli che diciamo ma se noi prendiamo questo, no, non era negli obiettivi, abbiamo preso dei ragazzi di belle speranze che forse si faranno, ma bisognava continuare a abbassare i montaggi, perché anche quest'anno, no, il bilancio negativo non è 119 della Juve, che comunque ha dimezzato. Mi permetti una parentesi, Valerio? Sì.
Scusa, questa me la tolgo come cosa. Chiaramente tutti sono liberi, io dico il calcio è bello anche per questo, poi diciamo dall'avvento di questo pazzoide è comparso malamente il cinema nei riferimenti nei riferimenti calcistici in maniera mai fa sorridere, perché non è che sono l'unico depositario del cinema, però ci vogliono dei collegamenti che abbiano una omogeneità, di un'intuizione, qualcosa che sia attinente, no? Manuale d'amore. Continuare a dire ogni settimana che Giuntoli sta facendo la Mary Poppins è un esempio sbagliatissimo. Primo, Mary Poppins era una maga, cioè nella finzione letteraria e cinematografica, interpretata da un'attrice leggendaria, che è anche madama dell'impero britannico, Dame Julie Andrews, attrice eccezionale, cantante eccezionale. Se non fosse stato per un'operazione sbagliata alle corde vocali avrebbe continuato questa carriera meravigliosa anche a Broadway, nonché quest'anno credo che abbia pubblicato il 50° libro per l'infanzia, che sono favolosi, nonché moglie del mio regista preferito Black Edwards, uno dei registi più leggendari, controversi e rompiballe della storia dei accademici. Andate a vedere solo che tipo di discorso ha fatto quando ha preso l'Oscar. Ma Mary Poppins era questa maga che poi non è la governante che fa le pulizie a casa, quindi paragonare Giunter e Mary Poppins è un autogol clamoroso. Perché Mary Poppins è una maga che mette le cose a posto e non che ti fa le pulizie. Dalla sua borsa esce di tutto, prima ancora di Eta Beta, eccetera. Quindi secondo me è un autogol, è un esempio sbagliato. Se si vuole prendere in giro, è chiaro. Sì, se si vuole sempre, perché dici, cavolo, tra l'altro chiudo questa parentesi, Julie Andrews era esordiente quando fu chiamata dalla Disney a recitare un ruolo che è diventato poi iconico, letteralmente, con canzoni, e tu che sei un esteta, musicista, studioso, che sono rimaste nell'immaginario collettivo, anche modi di dire, vinse l'Oscar come miglior attrice protagonista, strappandolo alla più esperta e anche favorita Hepburn, che era candidata per My Fair Lady, un altro musical di grandissimo successo. Fu travolgente l'esordio di Julie Andrews, quindi secondo me è un esempio sbagliato. Valerio, dice Armando, Beretto portiere mediocre, sbaglia tutte le uscite. O non Vabbè, le ma fa. oggi chi salvi? Lobo, che ha fatto una partita quasi alla vecchia maniera, allora possiamo dire ha sbagliato a smanacciare, però la palla di rimbalza, è tutta la continuità della manovra, ragazzi, che sembra fragile. Siamo tornati al fragile mentalmente, che avevamo veramente abbandonato, perché eravamo forti mentalmente e fragili li aveva fatto diventare gli avversari. Quindi non mi soffermerei su Gian Jesus è scarso, e tutte queste settimane è scarso, quando poverino, tra l'altro l'assist che potevamo fare il 2-2 l'ha servito lui, è la manovra che non ci sta convincendo, sia in copertura sia in proposizione. Poi la qualità di molti giocatori nostri c'è. Oggi Zelinski ha fatto 2 o 3 cose che se tu, ecco, vedi, noi abbiamo educato la popolazione ormai a fare i montaggi video su YouTube, e quindi anche Guido Gentili, se lo prendessi, a parte che avevo dei baby piedini, però io sono nulla, non sono arrivato in Serie A, per dire. Se tu facessi un video su YouTube di 5 minuti sembro Zidane, no? Però tu devi vedere in un campionato tutte le partite, tutti i 90 minuti, quanti stop sbagli, quanto sei in ritardo, quanti... Quindi, cioè, io prendo sempre la traversa su Instagram, però ne faccio 5 o 6. Che non significa che il giocatore con più talento tecnico è Zalewski nella nostra squadra, eccetera. Però ho detto, oggi la partita non è stata buona del Napoli, però se tu prendi 3 giocate di oggi, le metti a 3 giocate di un'altra partita, e già tu di queste 4 giornate fai 15 giocate di Zalewski in 1 minuto e mezzo, sono meravigliose. Oggi ha fatto un sombrero, e che significa? Quello così dobbiamo analizzare il calcio su YouTube? Ma un po' pericoloso. Adesso leggo il messaggio dell'addetto stampa, che è il nostro Fabio Versatile. Fammi vedere se mi esce di qua. Comunque mi citava le parole di Pedullà, che chiedeva, credo, umiltà da parte di Garcia, e anche del Genio, che diceva se le cose non cambiano entro 4 partite bisogna ragionare anche sulla posizione dell'allenatore. Sai, a parte le battute, perché poi Fabio mi riportava tutti i litigi di quest'estate, nonostante io sono scomparso anche dalla mia vita, cioè dal mio cinema web, quindi come faccio a litigare? No, invece io, diciamo, avrei detto la stessa cosa. A questo punto sembra che lo copio, allora umilmente mi associo. Come se ne esce da questa situazione? Innanzitutto con umiltà, chiarirsi
tra i giocatori, quanto certe situazioni contrattuali possono influire e mettere un attimo da parte, per quanto sono comunque professionisti e valgono queste preoccupazioni o dubbi, eccetera, ripartire da alcune cose che il Napoli sa fare, perché non è che se le sarà dimenticate bene, cioè, quindi anche l'umiltà dice vabbè, ritorniamo con un certo tipo di partenza, non proprio così dal basso ma non così lunghi, con un certo tipo di gioco, e gradualmente aggiungiamo. Quindi io appoggio quest'idea di umiltà, ritornare a fare le cose che facciamo bene e inserire anche non necessariamente con lentezza, con una certa gradualità e intelligenza, però adesso servono oltre che punti, ma non punti solo effimeri, perché se serve un progetto di gioco che convinca prima di tutto i nostri calciatori, perché se non sono convinti loro, è chiaramente un'umiltà da parte di Cassi. Oggi in conferenza stampa non mi è sembrato umile. Se è una strategia comunicativa per rasserenare l'ambiente, tanto di cappello, infatti. Però gli altri giorni, quando tu mi hai scritto, io non dico l'ho difeso, sono stato abbastanza ottimista. Oggi la conferenza ripeto, voglio sperare che lui abbia il quadro della situazione, di quello che si sta vivendo. Ragazzi, Ronaldo ha fatto causa alla Juve, ovvero, anche se è stata condonata, salvata da tutti, cioè Ronaldo, quello delle magliette che si sono vendute, quello dell'articolo che Ronaldo, lui sì che ha a cuore la Juve, stile Juve, ha fatto causa alla Juve, perché invece la situazione è una cosa stupenda. Io ve l'avevo detto, noi ci troveremo in una situazione dove le cause penali e civili, per quanto potranno essere più soft di quanto dovrebbero essere, saranno serie rispetto a quello che sarà la giustizia sportiva, e si è verificato. Però Ronaldo ha fatto causa per la finta manovra stipendi, è ufficiale, anche Repubblica la pubblica, è una notizia ormai, quindi non è che non è successo niente, che poi si sono salvati, quindi ha chiaro quadro complessivo di che cos'è la Serie A 2023-2024, di che cosa si sta giocando. Spero di sì. Se ce l'ha, ha le spalle forti, perché non è il Napoli gioca bene, Raspadori più avanti, seconda punta, no, ma questo credinate. È più ampio. Da genoano sono contento del risultato, ma auspico che il Napoli vinca di nuovo il campionato. Noi apprezziamo l'entusiasmo di Enrico, però la vediamo difficile. Io l'ho detto prima di te, Guido, questa qua era dentro fuori, se non anzi avevo detto a Guido, e faccio partecipe la community, vincere a prescindere. Poi Guido mi ha detto è meglio anche convincere per stabilire un futuro, no? un modo di giocare, però io ho detto qua io non voglio sapere niente, sarò risultatista se c'è bisogno. Vincere per continuare a parlare di un certo discorso. Se non vinci col Genoa, salutiamo lo scudetto e riassestiamo quelle che sono le nostre possibilità. Ma guarda, sono pienamente d'accordo, ma se la squadra ha questa umiltà ma non si deprime, può piano piano uscire dalle sabbie morbide. Se stai appresso ancora le persone, Genoa come l'anno scorso è la partita chiave fu la Roma, l'hanno detto anche i giocatori, l'hanno detto loro che hanno vinto lo scudetto. Io poi ci ho beccato, ma è sempre fortuna. Ma se tu veramente ti devi prendere paura, la partita chiave del tuo campionato, con una neopromossa Genova che gioca Maluccio, allora non lo vinci il campionato. Le partite chiave sono altre, quelle che ti indirizzano, e Spalletto a un certo punto lo diceva, ce ne sono partite da vincere e scontri diretti. Esatto. Manco le 3 fasce che dicevo io, le ridusse a 2 per dire, questa è partita da vincere. Io che guardo più là della singola partita, voglio vedere il gioco, certe cose sono più i pregi che i difetti, perché quelli mi dicono ne vinceremo parecchie di partite. Oggi ok, non solo abbiamo vinto, quindi oggi se avessimo vinto, certo chiaramente era sereno l'ambiente, rimanevi solo 3 punti dietro là, però le crepe rimanevano, non abbiamo né vinto e né convinto, quindi 2 preoccupazioni. Però se c'è umiltà, i ragazzi chiariscono molte cose tra di loro, c'è sintonia tra allenatore e basta, perché noi abbiamo un nuovo direttore sportivo, che peso specifico, che autorità rispetto a questi ragazzi. Giuntoli comunque è uno che stava tutti i giorni sul campo a vedersi allenare, che stava in panchina durante le partite, è uno tosto, un toscano. Poi non è che finisce il mondo senza Giuntoli, però anche questa narrazione che non contava nulla, che sono tutti Michele e Matteo. Come la fanno facile, tutto a posto. Braga, a questo punto che partita sarà? Quanto vale nell'economia della stagione? Guido, rispondiamo insieme. Io dico poco, nel senso che anche se vinci
resta quello che hai comunicato in campionato. No, a me per esempio non è piaciuta, te lo dico, la dichiarazione l'ho sentita per prima di collegarmi, sia che prima della Champions, anche il Paris Saint-Germain, però il Milan ha perso e l'Inter ne ha fatti 5, 5 in un derby, tra l'altro alcuni gol molto belli, 5 in un derby, che sono presenti. L'Inter poi, quest'anno rischia di fare il Napoli dell'anno scorso, detto. Considera poi, non so se te l'ho mandato, no, aspetta, te lo mando, almeno questo facciamolo vedere, ricordiamolo alle persone, perché è importante. Dove sta eccolo qua, Rod. C'è una squadra che negli ultimi anni, parecchi anni, perciò prendiamo gli ultimi 4 campionati e mezzo, è quella che ha fatto più punti di tutti, quindi uno scudetto l'ha buttato per quel rinvio. Sì, la partita di Champions vale che intanto ti servono punti ranking, ti servono quelli che valgono per quest'anno, per i prossimi 4, ti serve partire bene, che poi c'è la partita con Real, a parte il fascino, Real, però insomma non è facile prendere punti a Real. Sarebbe un ennesimo risultato negativo che non ti fa andare a Bologna sereno, però l'anno scorso l'Inter è riuscita a dividere le cose, ho detto sì, se tu vedi ovviamente ci sono delle squadre che non hanno completato le 175 giornate, quindi come Roma, Fiorentina, la Sampdoria non c'è più, quindi l'ho lasciata per ricordo, però l'Inter è prima in questa classifica dal girone di ritorno del 2019 e non di pochi punti, 371. Questo è il quadro complessivo che poi... È una cosa che vi faccio sempre notare, in questi tanti campionati, quante volte Roma e Lazio hanno fatto 40 punti, la Lazio una volta, Roma mai, quindi dire che quest'anno potevano lottare con lo scudetto, tu non passi da quel punteggio a più di 40 punti, non ce la fai. Non ci stava. Il Napoli li sfiorava e li ha fatti negli ultimi anni, no? Gattuso, e l'Inter parecchie volte, e anche il Milan quando vinse lo scudetto perché li stava facendo. La Juve sono tanti anni che non li fa e io penso che l'anno prossimo possa essere fortemente candidato per lo scudetto, però vediamo, può darsi pure quest'anno fa un bel balzo in avanti, perché comunque la Juve ha aiuti arbitrali, bisogna capire, ma sto replay lo possiamo vedere del gol, giusto per chiarirci a dire, no, il replay sparisce, no, perché almeno il replay va visto, no, invece il replay, quindi si sottovalutano queste squadre, vanno squadre che negli ultimi anni, e non parliamo quindi di una singola partita, stanno lì, mentre insomma Fiorentina, Roma eccetera è impossibile che passino da 68, 72 punti a 90, no. Penso positivo, dice Emanuele, se questo è come l'anno di Ancelotti, 3-4 anni arriva un allenatore alla Spalletti e vinciamo di nuovo, aspettiamo. Però con il campionato arabo non lo so se riusciamo a ragionare con questa lentezza per lussi di 5 anni e 5 anni. Vediamo l'anno prossimo come si svilupperà il campionato arabo, se lasciano un po' le maglie o continuano così, perché se fanno un secondo anno così diventa dura. Intanto vediamo Napoli alla 12ª quanti punti ha, quanto è vicino alla vetta, distante dalla vetta, e poi facciamo dei ragionamenti di chi arriva il prossimo anno. Poi l'altro anno chi arriva, perché se stai facendo bene è un discorso e non abbiamo avuto la fine. Figurati se fai male, che allenatore prende il Napoli? Con una selezione già... No, perché infatti il Garcia Out, che adesso tutti quanti stanno cavalcando, bisogna capire veramente chi viene, perché è un po' come la discorso della 16 e poi chi ti prende se non c'hai RDL. Ho paura che il Napoli possa assomigliare al Milan dell'anno scorso. Guido, ci vedi delle similitudini, insomma, il Milan scudettato? No, più fragile. Io sono sempre molto preoccupato nell'Ancelotti secondo anno. Anche perché Milan comunque l'anno scorso ha fatto una semifinale di Champions. Che in Champions andava bene, lo dice Alessandro, sperando che entri nell'equilibrato, perché alla Juve non tolgono 10 punti quest'anno. Questa è una cosa ovviamente da sottolineare, che altrimenti neanche il Milan sarebbe andato in Champions quest'anno.
Vediamo la partita in Champions, innanzitutto perché si dava già per vinta, come gioca il Napoli, la prima cosa, poi come gioca, quel tipo di gioco, che risultato ti ha portato in campo. Bologna sarà una partita molto difficile, molto tesa, dove il Bologna, tra l'altro, vediamo che fa domani, come Girardino l'ha detto, se è stato un po' rinunciatario, cioè il Napoli l'ha visto sanguinante, così si fa con gli animali, e ha detto no, ma rispettiamo i campioni d'Italia, ma noi facciamo punti, e li hanno fatti punti. Ma qua nessuno sta facendo, tra Valerio, io, Fabio, l'abbiamo più volte ribadito che non stiamo parlando di Garcia out. Leggi questa domanda. Sì, 2 partite vinte, una persa, una pareggiata. Già parlare di Garcia fuori mi sembra prematuro, riconfermarsi è difficile, farlo da allenatore e gruppo tecnico nuovo è quasi impossibile. Tra l'altro dico a Luigi, noi l'abbiamo messo io l'ho messo in preventivo, anche se fosse rimasto Spalletti, per Spalletti nel contesto Italia di cui ci ha parlato Guido e che l'ha spiegato molto bene, sarebbe stato molto complicato riconfermarsi. Poi devi avere tutta una serie di cose che si incastrano, gli avversari che fanno male e che steccano le piccole, la tranquillità in società e giocatori che credono in quello che fai. E in questo momento per Garcia è tosta, non c'è dubbio. Sì. Io lo dissi prima ancora della campagna acquisti, che per me non influisce, ho detto, per me un terzo posto, un trofeo, anche la Supercoppa, che tra l'altro giocheremo senza i 2 pilastri Anguissà, che è un po' spaesato ultimamente Osimhen, ma spaesato secondo me perché non ha capito in che posizione deve giocare. Ma serio? Ma la stessa, molti me lo dicevano, cioè, io poi ho pensato, e qua chiedo anche a te, mi è sembrato ci fossero marcature a uomo, cioè che Anguissà stesse seguendo un uomo e quindi si ritrovava a volte davanti a secondo me, che secondo me in alcuni momenti, perché ha fatto bene in alcuni momenti è andato in cortocircuito, non credo, mancanza di motivazione, appagamento, sbagliato, no, io li vedo che non hanno ben chiaro, sono ibridi, no? C'è un retaggio di Spalletti, una cosa che poi dice no, ma mister mi chiede di stare un metro indietro, un metro avanti, e questo, ragazzi, quelli sono centesimi di secondo, cioè quel centesimo secondo arrivi un attimo dietro e quello ti anticipa. No, poi mi sbaglierò, però non lo vedo né un calo di condizione, perché poi tra alcune azioni è dominante proprio per precisione e fisicità, però lo vedo confuso in alcuni maniera bonaria, non lo so. Invece Lobotka oggi mi è sembrato in alcuni momenti che se n'è fregato, ma diamo questa impressione, qua faccio come dico io, ed è tornato aggressivo, recuperava, accorciava, cercava di più lo scambio con il compagno, e quindi però Lobotka, rivediti la partita, Valerio, spesso era molto dietro e la linea difensiva con la linea dei centrocampisti era staccatissima, poi la linea dei centrocampisti con quella degli attacchi era molto più ravvicinata. Questa cosa, e non era per merito del Genoa che ci aspettava basso, è un dettame che aveva chiesto Garcia, mancanza di condizioni, confusione, eccetera, però ci ha creato dei problemi e metri in più. Però l'ho notato nel primo tempo uno dei, non so se di difetti, però degli elementi, che c'era molta distanza tra i 4, i 2+2, perché poi sappiamo i terzini, e il resto della squadra. L'altra volta era diverso tra Osimhen e il resto della squadra. Può darsi che poi piano piano ci ricompattiamo e continuiamo a essere il vecchio Napoli, quello che ha messo sotto tutti quanti. Però è una cosa che ho notato. Riesci a far trovare un pochino di positività a Bruno, che invece dice lascia con la certezza che in 3 giorni una squadra non può cambiare pelle, quindi mi aspetto figuraccia a Braga e tracollo a Bologna. No, vabbè, che brutta cosa, io non so. Intanto vedi anche no, io su questo non mi avrete mai, nel senso, se no uno non ha manco il gusto di, ho visto Barbie, Valerio, una volta e mezzo. Cioè, cosa mi può capitare dopo aver visto Barbie? Hai visto Barbie? Ma la scelta di metterlo insieme a Oppenheimer è una scelta consapevole? Sì, poi... credo che no, adesso devo tornare a fare recensioni, farò Oppenheimer, perché rischi, poi viene accusato di sessismo. Tra l'altro io, avendo la mia migliore amica che è una femminuccia, io fino a 7-8 anni ho giocato con le Barbie, quindi non c'è nessuna preclusione.
Però sai che io guardo come senso di responsabilità da qui a 20 anni questo film che cosa rappresenterà, e non c'è proprio colpevolizzare un film perché in casa, anzi meno male, tanti soldi, però è quando il marketing si mangia il cinema. Facevo l'esempio di Mary Poppins, ho chiesto a delle persone, belli, mi dici un pezzo, una parola, un ritornello della canzone? Non me la ricordo, e vedi che già l'elemento classico dei classici, scusate la ripetizione, della Disney, no? Che sono iconici, dal Leo Leone per le canzoni, sono tutte che ti rimangono nella testa perché sono belli, tra l'altro fatti da grandissimi musicisti. Quindi insomma è stato molto difficile fisicamente resistere una volta e mezza, e quindi insomma non posso avere il gusto di vedere come giochiamo con le poi giochiamo male, con Valerio dice ma ne abbiamo giocato male. Però, insomma, vediamo, se uno non ha manco il piacere di vedere una partita è finita, cioè, almeno, no? Tra l'altro Luigi dice in Champions vedere i giocatori un po' più affamati, perché poi c'è anche, io sono convinto di questa cosa qua, perché poi fanno piacere, ricordiamo i ragazzi social, fa piacere quando la FIFA ti nomina, quando la UEFA si fa dei riconoscimenti. Può anche essere semplicemente che giocando leggermente meno tattici e più cercando di fare la partita, voler fare gli europei, tu hai quel mezzo metro in più, Kvara ti fa 2 tunnel che arriva fino in fondo, l'assist, e invece tu fai una buona partita col Braga e di nuovo una partita zoppicante col Bologna che gioca tutti dietro la palla, quindi aspettiamo. Oppure se giochiamo malissimo, allora crisi seria, cioè, quindi, però insomma vediamo la partita, porca miseria. Si lega Francesco a Barbie, giustamente, non siamo qui a pettinare le bambo e tutto torna a Ancelotti, quindi ha senso il percorso temporale in questo multiuniverso strano. Nolan era molto infastidito della coincidenza dell'uscita, però tu sai che le finestre cinematografiche vengono decise per tutti, tranne De Laurentiis, che è tutto misterioso, no? Anni in anticipo. Io mi ricordo che era appena uscito Spider-Man di Sam Raimi, no? 2002, e era ancora nelle sale e già scrissero la data, quindi ancora non si sapeva quanto avrebbe fatto a fine corsa di incassi, la data di uscita del secondo film, che non era stato scritto, non era stato girato, perché tu devi bloccare quel weekend, così non se lo prende Harry Potter. Ovviamente se tu sai che c'è Harry Potter, un anno Harry Potter lo spostarono, e a cascato spostarono 006 perché si è liberata quella finestra. Quindi le finestre cinematografiche, soprattutto in America, dove tra l'altro la critica, scusate questa parentesi, è molto più influente, c'ha molta paura, e quindi sapevi che quello lui subdolava. Io ho fatto una previsione che oltre 1,5 miliardi, 1,4 miliardi ci sarebbe arrivato, ci è arrivato. Però sono film totalmente diversi. Uno è un dramma morale, etico-morale, un film, un altro possiamo dire che è un film protofemminista, ha trasformato un giocattolo di una classe dichiaratamente ambiente, perché tra l'altro le Barbie, c'erano tante Barbie, ma non perché l'emancipazione della donna, perché così ti costringeva a comprare tante Barbie, e la casa di Barbie era costosissima. Se voi guardate su eBay quanto costa, anche usata, la casa di Barbie rispetto al castello dei Master, cioè non c'è paragone. Di 500-600 euro, quello te lo cavi con 70-80 euro. Quindi averlo trasformato in un giocattolo protofemminista può essere un'idea illuminante. Il problema è che sono 115 minuti un po' stiracchiati di non cinema. Quella può essere un'idea, diciamo, geniale, però sono 2 film, sono veramente antitodi. Tra l'altro un film tristemente attuale e pericoloso, chiaramente quello sul armamento atomico, un altro gioiosamente attuale, perché ovviamente è giusto parlare delle differenze della condizione della donna nei vari paesi del mondo, perché poi questa è la problematica. Chiusa questa parentesi noiosissima. Peppe ci ricorda comunque che in Europa i ritmi sono abbastanza elevati, se non ritroviamo le distanze sarà durissimo con chiunque. Tornando a parlare di calcio, ecco, bisogna vedere. Io infatti sono preoccupato, ho detto prima la difesa, poi mo di nuovo difesa. Insomma, vogliamo compattarla questa squadra, perché quando è più compatta concede molto di meno, concedendo di meno non è che sempre becchi l'incrocio dei pali e intanto ridai sicurezza ai ragazzi. Poi qualche giocata piano piano ritorna. I ragazzi i piedi ce l'hanno, Kvara ce l'ha, non è che è diventato un brocco, però è spaesato. Vero. Poi sentiranno questa pressione da marzo che non segna, ragazzi. Valerio è un maestro in questo e ve l'ha dimostrato, tra l'altro lui che è molto social, io sono un pessimo esempio, quindi fidatevi di lui e non per niente di me.
i ragazzi leggono tutto. Ci sono delle cose che gli piacciono, le cose che gli danno fastidio, delle cose che potrebbero farti venire un ragionevole dubbio, quindi noi possiamo avere un influsso benevolo. Io nel mio piccolo, forse l'anno scorso ce l'ho avuto, dando dei messaggi estremamente di rottura e positivi a Spalletti e alla squadra, sicuramente non pessimisti, quindi calma, pazienza e aspettiamo almeno le 12 partite, però chiaramente i segnali adesso non sono edificanti. Ascoltiamo un altro paio di vocali che mi ero perso prima. Un altro problema del Napoli, un altro problema enorme del Napoli, oltre all'allenatore, oltre a altri problemi che non voglio sempre elencare perché sennò dopo dicono che io sono contro alcuni calciatori. Il Napoli è un gravissimo portiere, è un grandissimo problema a porta. Abbiamo una sedia anche sul secondo gol. Riguardatevi il replay, guardate come esce di culo Meret e respinge corto un cross innocuo. Un cross innocuo, non è un cross teso quello. Guido, lì secondo me c'è stata pure mancanza di comunicazione con Ossiger. Io ho ipotizzato, perché non so se Meret ha urlato o no, ho ipotizzato Ossiger sa di essere forte di testa, si aspetta poco l'uscita di Meret, perché Meret di solito non esce, e quindi va, e poi si scontrano. Però non lo so. Guarda, io rispetto il signore, perché giustamente anche se ha usato parole forti, poi sì, so noi abbonati lo conosciamo bene, lui esagera spesso. No, ma figurati, siamo qui. Sì, non lo sto né rimproverando né non era un rimprovero, nel senso, però sono abbastanza nette, no? Se dire è un portiere che non mi convince, certo, gli dai il beneficio del dubbio. Dire è una sega, poi diciamo no, l'hai bocciato senza. Però sai, io ho un papà un po' grandicello e anch'io incomincio a diventare grandicello e mi ha raccontato di tante cose. Cioè, c'era chi a Napoli criticava Zoff, che era un poi quando andò via noi perdemmo uno scudetto per il cambio di Zoff che Zoff tra l'altro fu criticato in Olanda Italia, no? Cioè, addirittura in Vado a vivere da solo, così non ci siamo Mary Poppins, quando Lando Buzzanca si presenta a casa dello scapolone impenitente studente fuori corso Jerry Calà, film del maestro Risi figlio, dice ti ricordi Italia-Olanda? Che lui dice sì, Zoff perde le lenti a contatto e ci fanno 2 gol, no, quello che lui gli aveva promesso in caso di bisogno le ospite. Però quanto era rimasto nell'immaginario collettivo che Zoff prese 2 gol da centrocampo, no, da fuori, e poi vincemmo il mondiale con Zoff con la parata miracolosa sul tiro di testa che è dentro sulla linea, che ci hanno fatto anche un francobollo, un quadro, cioè meraviglioso, quindi un calma e gesto. L'abbiamo visto con Castellini, che era il Giaguaro, era veramente il portiere a cui io sono più affezionato, e Tagliatella non è buono, poi è diventato Batman Tagliatella, cioè, non parliamo c'è chi preferiva Giannello a Belzebù Iezzo. Cioè, queste cose, cioè, comunque un portiere di Serie A e anche della nazionale, quindi scarso, se tu, quanti portieri in Serie A ci sono? 20 titolari più le riserve 40, cioè per essere arrivato lì dovete considerare che selezione naturale, ci saranno milioni di ragazzi che giocano in porta e 20 sono arrivati in Serie A più le riserve 40, cioè quel terzo portiere non gioca mai, quindi già questo vi dovrebbe far valutare che non può essere una sedia. Una sedia no, poi circolare al nastro elettrica, cioè non mi ha detto sedia, no sedia. Io ho sentito scusate, vabbè, però sedia. Vabbè, però siamo lì perché per un portiere dire sedia è peggio di una sedia. Ma sedia, di solito si diceva ai terzini che vanno sbatti sulla sedia, che non stanno costare. Si diceva anche di Pepe Reina, sedia Reina, Pepe sedia. No, citofono Pepe. Credo che l'amico bellino qua sotto Fabio sia di un'altra squadra, però non vedo parolacce, quindi lo leggiamo. Ringraziate che sul 2-1 Martinez ha dormito sul proprio palo e magari in Europa cercate di non buttarvi a terra e fare teatrini, se no fate poca strada. Ti invito Fabio, con tutte le mie forze e con tutto l'affetto di questo mondo, e non sono sarcastico, di iscriverti al canale e di seguire le mie reaction, non tutti i video perché sono lunghi, non ce la puoi fare, però le reaction sono veloci, sono molto brevi e ti accorgerai che io sono severissimo con i miei giocatori in primis,
per quanto riguarda le simulazioni, e gli amici bellini in chat te lo possono confermare, e ti devi solamente fidare. Basta che ti guardi questa partita qua. Io dico ad Osimhen che si deve alzare, che non c'era fallo, dico a Ostigard che fa la sceneggiata e si deve alzare, e lo sto ripetendo anche a Kvara molto spesso. Vedo contatti leggerissimi e vedo giocatori che si rotolano a terra, ed è il mio primo obiettivo, perché al di là dell'amore per il Napoli, a me piace il calcio e ho paura seriamente che il calcio stia diventando ridicolo con questa ricerca del VAR, dell'ammonizione e di ingannare l'arbitro. Quindi ti invito veramente a seguirmi, perché a me questa cosa non si può dire. Però rimanendo umilmente sul tecnico, è una cosa che io spesso ti ho fatto notare, senza fare quello che lo vuole difendere a tutti i costi o bocciare a tutti i costi, che secondo me uno degli elementi tecnici dove può migliorare Meret sono le uscite, soprattutto alte, anche quelle basse coraggiose, dove Peperena a volte diceva questo è gol, no? Ci hanno fatto un buco, si sta presentando, quante volte ci è stato fatto 1 contro 0 e riusciva a avere il timing giusto, anche quando poi diedero rigori assurdi, vabbè, quella è un'altra storia. Quindi secondo me quello è un elemento vero che dove può migliorare. Non mi riferisco alla partita di oggi in genere, diventa molto bravo tra i pali, perché meno male tutti possono migliorare. Poi non è un portiere anziano, i portieri possono arrivare benissimo a 40 anni e essere ancora decisivi, però definirlo, scusate, ho sentito male io, quindi chiedo scusa per la volgarità, ha detto media, ha detto citofono, i rumori. Sì. Però non rimaniamo in questo loop. Noi abbiamo un portiere, l'anno scorso abbiamo vinto uno scudetto con 28 gol al passivo. Questo è un numero. Dice bene Antonio, il primo gol dell'Inter oggi nasce proprio da un tentativo fallito di Ciao di ingannare l'arbitro, perché si appoggia un pochino, poi si rotola, ma non ha nessuna intenzione di prendere il pallone. Thuram lo ignora completamente e va fino in fondo, e poi ci sarà il primo gol dell'Inter. Quindi veramente questo è karma. Qua io sono contento, perché fate finta di aver subito fallo e dovete subire il gol, perché poi tentate di ingannare l'arbitro, che hanno le loro colpe, ma se siete voi i primi non va bene. Quindi si parte dai nostri fino ad estendere a tutti i giocatori di tutte le squadre. Poi sul messaggio, come fate per la strada, devi sapere un fatto, Valerio, ma questo è solo personale. Diciamo, a me le sconfitte danno fastidio per un fatto mio personale, non perché poi c'è Tizio Caio che mi sfotta, anche perché poi generalmente dobbiamo dire il livello in giro è tra il basso, mortificante e l'ignorante, quindi figurati quanto mi può infastidire che un ignorantone ti viene falliti, eccetera. Però mi dà fastidio come se perdessi io, cioè proprio le sconfitte mi danno, non so se mi piace più vincere o mi dà più fastidio perdere in genere la video. Quindi insomma qualunque messaggio, anche il più offensivo, non mi crea malumore. Diceva che comunque è sempre per sì, ma la sconfitta in genere, cioè a me piace vedere lì in alto tante vittorie, non farete questa gente, no, che gode per le sconfitte, ma io stesso, cioè, non ho mai, non adesso, mai nella vita, anche per timidezza, sfottuto per vittorie nostre, roboante, sconfitte, perché è un modo molto intimo di gioire e anche di soffrire, però ci può stare. Il punto è che se te lo fa, che ti devo dire, un genio, anche con arguzia, ti fa una risata e ha un peso specifico. Non mi riferivo al signore che ha scritto, cioè, determinati personaggi abbiamo purtroppo educato una massa di ignoranti, questo è molto grave, e quindi il livello anche di sfottoso è molto... Cioè, l'avvocato Prisco disse una volta che prima di morire, cioè, questa è genialità, no? Il suo desiderio, non mi ricordo se poi, perché ci sono scuole di pensiero, disse vorrei diventare juventino, un milanista, per togliere uno juventino un milanista cioè geniale allora questo è un modo arguto, per non parlare sempre del Napoli, no? Di essere ironici. Allora se l'ironia, lo sfottò viene da una persona che ti fa prima te per primo sorridere, no? Io gli faccio anche un applauso, ma queste cose sono con dei bambini piccoli che gli portano il pallone, frega niente, cioè, scusate.
Senti, a Pasquale, ovviamente non solo, anche Gennaro, molti altri si chiedevano perché non Lindstrom, perché Zerbin, non si allena come Zerbin, lo stesso non vale per Simeone, ovviamente è logico. Io per questo voglio ancora ascoltare Guido e pensare che Garcia stia mentendo, cioè stia cercando, non ci stia dicendo quello che effettivamente pensa, perché è chiaro che Zerbin si è allenato bene, ma erano rimasti in 13 a Castelvolturno. Non si poteva allenare altrettanto bene Lindstrom, come non si poteva però allenare neanche Kvara e Osimhen, che sono tornati tardi ma hanno giocato. Quindi non c'è una logica in questo momento nelle scelte. Io spero che ci sia stata una logica tecnica, tattica, no? E ovviamente, siccome a volte bisogna mentire, ce l'ha insegnato Benitez, che è una bugia bianca, chiamiamola così. E poi dice, poi non puoi mettersela, secondo me è sbagliato, solo Mourinho riusciva a fare queste cose, gli andava bene 4-2-4, 4 attaccanti. Io tra l'altro preferisco avere un centrocampo forte che ti crea pressioni continue e non 3.000 attaccanti che fanno confusione, no? Per dire, quando tu devi recuperare. Quindi anche lì oggi mi trovo pericolosamente e amabilmente d'accordo con Valerio, perché ragiona con buonsenso, no? Con intelligenza, pazienza, ma anche con arguzia, nel senso dice no, sì, va tutto bene, detto voglio, però diciamo il tempo ci darà le risposte, anche quelle che non vengono, le domande che non vengono fatte, perché a volte puoi trovarti a capire delle cose pure se non è stata fatta questa domanda e quindi non c'è stata la risposta, perché metti insieme i puntini. Esatto. No, questa cosa io l'ho detto subito. No. Questo è mondiale, io non l'avevo detto prima, però Alessandro mi dà lo spunto e onestamente venitemela a dire adesso, questo è stato il campanello che ci sveglia così subito, partiamo. Le sconfitte ti tolgono certezze, non aiutano mai, non possono mai aiutare, soprattutto quelle così scadenti, con una squadra in grande crisi. Già, diciamolo bene Guido, fai bene a dirlo, ci sono sconfitte, perché capita quella là, che ne so, che era il Siena, lo Spezia all'epoca, che tu facevi 50 tiri in porta. Sì. No, vale, quella quante altre volte è capitata. Esatto. Quindi chiaramente poi ti ha fatto perdere terreno, perché perdesti 2 partite in casa, Siena e Empoli, e quindi lì hai perso lo scudetto, però non è più ricapitata, detto. Invece quella della Lazio intanto oggi è svangata, 2 bei gol, ripetiamolo sempre, perché poi i ragazzi il gesto tecnico va apprezzato, valorizzato e anche segnalato, però è un gesto tecnico, bisogna vedere quanto frutto di una certa qualità. Cazzo, il secondo gol è molto bello, questo dai e vai, entra dentro con i tempi giusti, però non era figlio di una convinzione che tu dici, il Napoli adesso se la va proprio a prendere la partita. Infatti Osimhen è stato un po' tagliato fuori dal gioco, chiaro, può creare spazi con la sua presenza e fisicità. Sono un po' preoccupato, perché la stessa cosa, no? Quanti gol di quel tipo poi siamo capaci di fare? Ci porteranno poi arrivare fino in fondo in Coppa Italia? È un interrogativo anche questo, non fazioso, non retorico, aperto, che poi possiamo valutare, perché il gol è bello, però noi l'anno scorso abbiamo fatto anche il gol bellissimo, pensiamo quello che è stato credo votato il gol più bello, quello di Crowell con l'Atalanta, però abbiamo fatto tante belle azioni che hanno fruttato meno gol, perché poi eravamo sciupoti, ma erano tante belle azioni, ricordiamoci, ecco, e questo ci faceva ben sperare. Oggi quante belle azioni ha fatto il Napoli? Pochissime. Assolutamente. Ascolto un altro messaggio vocale dagli abbonati, dopodiché ragazzi noi siamo oltre le 2 ore. Io ringrazio tutti, numeri che onestamente non voglio fare come le trasmissioni, quindi numeri pazzeschi, però onestamente per essere un martedì pazzesco, ed è pure tardi, ascoltiamo. Voglio dire solo una cosa: dal campo con la Lazio avevo avuto l'impressione di vedere un crollo fisico del Napoli, distanze lunghe, Napoli sfilacciato sotto fisicamente, secondo me. Oggi invece ho visto un crollo tattico, ho visto il Napoli che non prestava alto, non recuperava nella metà campo avversaria, non faceva girare la palla, non sovrapponeva internamente con i terzini, non si allargava con gli esterni per dare lo spazio alle mezze ali. Non ho visto niente. Questa è una cosa che un po' mi preoccupa. Crollo tattico mi preoccupa molto di più che crollo fisico. Raffaele punta il dito su una cosa secondo me interessante.
vedi che poi ci sono persone che senza disfatire, perché poi non è tu vuoi male il Napoli, sei un pessimista, mi sembra una persona seria, ed è una preoccupazione. Io ho detto oggi c'è da essere preoccupati, che non sia che è finito il campionato, però significa bagniamoci di umiltà, ridimensioniamo gli obiettivi, che quelli che sono plausibili, che tra l'altro sono segreti, ma quelli che almeno ci diamo noi. Ho detto per noi vincere un trofeo, anche piccolo, che poi per me non sono mai piccoli, e riuscire a entrare nelle prime 4. Il terzo posto sarebbe eccezionale, perché significa che tu comunque sei arrivato davanti a una delle 3, probabilmente la Juve, quindi nessun fallimento, cioè. E significa godersi anche il campionato. Poi ti lascio le tue conclusioni con maggiore gioia e serenità, altrimenti fa qualche domenica, se uno già vede che non può vincere il campionato, molla con la testa, non mi piace, sto pensando al prossimo, no, perché così veramente è molto triste vivere. Però questa cosa leggila, Valerio, perché va spiegato. La leggo perché mi dà uno spunto e secondo me mi puoi aiutare nel capire. Non vorrei che poi i meriti del abbiamo dato i meriti alla Lazio e stavamo dando i meriti al Frosinone, non vorrei che poi i meriti del Genoa nascondano i problemi nostri. Va benissimo, il Genoa ha fatto la sua partita, però gli abbiamo dato noi il fianco a poterci azzannare così. Cioè, secondo me dall'interno qua è importante sottolineare quello che noi dovevamo fare. Poi il Genoa ha fatto la sua partita. Allora, qua siamo tra veri sportivi. Il Genoa ha fatto una partita onesta, ha più che meritato. Poi non mi interessa i punti, è finita in pareggio, l'abbiamo già detto, però bisogna capire, intanto sei campione d'Italia, no? Cosa vuoi dal campionato? Non vincere? Ok, non vincere, però con le altre 13 puoi toppare pochissime partite, no? Questo è un discorso che noi facciamo statisticamente. Noi non stiamo togliendo i meriti calcistici, tecnici, umani, caratteriali, di impegno del Genoa, assolutamente. Proprio noi li riconosciamo. Però è chiaro che se tu cominci a perdere a inizio campionato dei punti, tra l'altro con una neopromossa, adesso sei costretto ai quei famosi 2-2-2, 2 pareggi, 2 sconfitte, 2 vittorie di scontri diretti. Già non possono essere 2-2-2, perché ti devi andare a prendere una vittoria in più sugli scontri diretti, e questo è il discorso che noi facciamo. Quindi non è sminuire l'avversario, però è chiaro che se tu batti in testa col Genova, hai Houston abbiamo un problema, diceva Tonex in Apollo 13, poi è rimasta anche questa frase, insomma, nell'immaginario collettivo, e questo è il discorso. Assolutamente, però questo discorso c'era fatto pure la Lazio, aveva più motivazione. Ma come, sei campione d'Italia in casa tua, l'anno scorso perdesti male, giocando tutta una partita in attacco un po' spuntata, lo fece pochissimo e non hai le motivazioni, dopo quelle motivazioni quindi noi stiamo vedendo i puntini non sono molto, sono un po' storti, ecco, in questo momento. Poi il Genoa farà il suo onesto campionato, ma non credo che arriverà nelle prime 10. Il Real Sampdoria. Ultimo vocale, Guido, da parte di Fabio. -5 dal primo posto dopo 4 giornate, già 7 cartellini gialli, anomalia, ma che dimostra difficoltà. Quinte e seste nelle varie classifiche generali, scelte folli per me sui cambi, squadra sotto ritmo, senza un tema tattico o chiamiamolo piano gara. Guido, per te è un mezzo disastro? Vero, quello dei cartellini è un dettaglio, è importante. Sono tanti numeri, no? Mezzo, sono tanti. Ecco, questo vedi Fabio, ormai mi segue con attenzione, poi mi scrive durante la settimana. Se fosse un solo numero, tutti chiaramente sono solo 4 partite, quello sì. Però hai capito, sono tanti indicatori, la percentuale in attacco difensivo, i cartellini, insomma, non c'è da migliorare, no? Anche per dirti un dato che per ora è ancora molto parziale, fammelo andare a prendere, no? L'anno scorso noi abbiamo battuto di media, siamo stati credo la seconda squadra, stiamo battendo pochi calci d'angolo, oggi solo uno. Ci pensavo durante, noi eravamo fuori perché abbiamo segnato tanto sul calcio d'angolo, alcune partite bloccate le puoi sbloccare così, non abbiamo quella forza di arrivare fino in fondo, becchi una gamba, becchi un polpaccio e ti pigli un calcio d'angolo. Qualcuno ci vi state capire, non ci sono organizzati sui calci d'angolo e abbiamo sbagliato già un rigore anche l'anno scorso, però ho detto
possesso palla, vabbè, ma Carnessa ha detto che non esiste il possesso palla. Vabbè, l'anno scorso era il 62%, adesso abbiamo il 58%, solo il 4%, guardate che il 4% in meno di possesso palla, però un sistema di gioco diverso, cioè, quindi non è un indicatore. I chilometri trascorsi sono esattamente gli stessi, 107,7 l'anno scorso, 107,069 quest'anno, quindi non stiamo correndo, quindi nonostante il possesso palla di più o di meno, più lenti però, 6,4 di media, l'anno scorso 6,8. Quindi non c'è un dato dove tu dici il Napoli l'anno scorso aveva 2,2 di media di tiri, in questo momento di 5,8 scura di media di tiri, in questo momento ne ha 5,25, quindi non è vero che sta tirando di più in porta, sta tirando di meno in porta. Questo messaggio è un po', fa un po', però secondo me è sagace. Quando segna 2 rincalzi è bravo l'allenatore nei cambi o è scarso nella scelta dei titolari? PS, leggevo che hanno segnato 2 che in settimana sono stati allenati da spalle. Questa è particolare. Questa possiamo fare i complimenti a questo signore, perché nella sua ironia ci lancia un interrogativo beffardo, non da poco, che possiamo dire, lo seguiremo con attenzione, perché sì, io ho vinto anche 2 scommesse questa settimana. Io non gioco, sapete. Non le piazza. Sì, no, nel senso non gioco per mia etica e perché poi la mia compagna non amerebbe, se lo trova molto squallido come modo di guadagnare, cioè noi abbiamo un modo molto etico, però cioè, questo non così mi sono reso antipatico anche tutte le scommesse. Sempre il mio amico interista mi ha chiesto, ho detto, no, io non l'ho vista, tra l'altro, Juve Lazio. Ho detto vince la Juve 3-1, ho beccato pure il risultato, e Chiesa fa un partitone, perché questo mi sembra come De Rossi che era morto in nazionale e poi l'infortunio Fasullo. Sì. Amici bellini, io sono stanco, Guido è gentilissimo come sempre e voi dovete andare a dormire. Vabbè che domani è domenica, però per voi, io lavoro. Per qualcuno. Tra l'altro volevano anche oggi, ho detto ma non mi devo intossicare, no, più che altro veramente ho scelto di non fare serate oggi perché volevo vederla, l'hai recuperata come sempre poi indifferita, volevo vedere le evoluzioni perché sono molto preoccupato sull'evoluzione della squadra, quindi volevo vedere come giocava. Non mi pento, diciamo, chiaro, comunque la faccio domani, la serata, ormai ho fatto 13 settimane, erano 12 per contratto, mi hanno chiesto di prolungare, domani mi chiederanno un altro prolungamento, però è giusto pure che Guidino si fermi. Non sono affatto contento del risultato, non sono affatto sereno per le prestazioni, però sono contento di averla vista perché voglio capire proprio l'evoluzione e ti ringrazio sempre della cortesia dell'invito e della pazienza che hanno tutte le amiche belline, gli amici bellini e anche le estetiste che salutiamo. Assolutamente sì, un abbraccio e un ringraziamento a Guido Gentile che trovate sul canale YouTube Guido Gentile Piano Sequenza, dove si occupa di cinema e sono un'analisi delle cose che sceglie di farci vedere. Amici bellini, la nuova sigla riguarda la sigla iniziale, quelli che se la sono persa se la devono recuperare perché è nuova sigla. La nuova sigla finale è in fase di costruzione, stavo recuperando un po' più di immagini con il Napoli scudettato, con la nuova maglia che sono belle, quindi la devo ancora fare quella nuovissima, però il segreto c'è sempre a fine sigla. Quelli più attenti sanno che quando finisce la sigla io dico il segreto finale. Un abbraccio ad Angela Torre, un abbraccio a Torre Palanca, a Palanca l'evoluzione oppure l'involuzione. Vi abbraccio tutti. Credetemi, non vado perché voglio lasciarvi, ma perché devo andarmi a rivedere la partita e devo fare l'analisi tattica che domani ovviamente non vi farò mancare a prima mattina. Quindi da New York con l'Aerofluid è tutto, Azzurro Fluid, un abbraccio e ciao.
Alla fine io non dico che sia out così, perché l'allenatore deve avere il tempo di lavorare, eccetera, eccetera, ma deve essere anche un allenatore rispettato dalla squadra.